Anche questa mattina, giovedì 12 dicembre 2024, si sta avvicinando sempre di più il Natale, queste feste, tanta gioia, tutti spenderanno, qualcuno ha già fatto i conti, ognuno di noi cosa spenderà, da mangiare, da vestire, da viaggi, da sciare, e poi invece noi parleremo di persone che non hanno neppure la casa e non la trovano neanche se la pagano. Perciò ringrazio tantissimo Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto, grazie veramente segretario di essere qui, e saluto anche da Tambre Sara Bona, sindaco di Tambre. Che piacere sindaco averla un'altra volta ospite, così sentiremo se tutti vanno a sciare e si sta tutti bene, non ci sono problemi di soldi, anche se sono aumentati gli empori solidali, anche Jesolo ne ha aperto uno 15 giorni fa, 6 milioni di poveri, ma chi se ne frega, noi andiamo e stiamo benissimo. Segretario, si sta proprio così bene? Ma no, c'è una parte larga di popolazione che cresce sempre di più, che fa difficoltà ad avere le cose essenziali, che fanno una vita, che fanno una famiglia, che fanno una vita dignitosa, non dico felice, ma almeno dignitosa. Ci sono persone che non trovano casa, ci sono persone che vengono sfrattate, ci sono ragazzi e ragazze che sono costretti a dividersi dai genitori perché non hanno un alloggio, e c'è la crescita delle diseguaglianze, di una povertà che diventa anche moralmente inaccettabile. Per tanti il Natale è un giorno di festa, per molte persone è un giorno di sofferenza, perché non c'è sofferenza maggiore proprio nei periodi di festa vedere tanto consumismo, tanto spreco e contemporaneamente tanta difficoltà in famiglie, persone, soprattutto anziane, che non sanno nemmeno come curarsi, che non sanno come riscaldarsi e troppo spesso non hanno nemmeno un tetto dove ripararsi. Segretario, però lei ci deve anche spiegare, perché io cerco di invitare le persone che sono nel pezzo di quello che parlo e sentono bene quello che dico perché lo vivono, tanti appartamenti sfitti, persone che nonostante volessero pagare anche un affitto, dico io pago non trovano, non si fidano ad affittare gli appartamenti, specialmente al diverso. Io lo dico pubblicamente questa mattina, spero che il presidente della provincia Marcon mi dia anche una risposta, perché ieri mandavano indietro delle persone, specialmente di colore scuro, non le facevano entrare con la macchina per caricare il pellet. Allora, se per cortesia qualcuno mi vuole dare una risposta, perché lo trovo un fatto talmente di una gravità inaudita, enorme, non c'era la fila delle macchine che poteva intralciare il traffico, c'è solo una grande cattiveria, ecco, verso le fragilità, specialmente anche proprio i più fragili. Cosa ne pensa, ecco, di questo momento così tragico, di vedere queste persone come delle persone, dei sacchi a perdere, ecco, li umiliano, ecco, mandare indietro queste persone, dopo che già un'umiliazione venire a prendere la borsa delle spese nel 2024, ok? Ma vedere, mandarli indietro perché non possono entrare con la macchina a caricare 5-10 pacchi di pellet. No, mi dica lei, perché a sto punto io vorrei anche una risposta da chi di dovere, perché dal 2010 che siamo là, io pensiamo al freddo, non chiediamo niente, non abbiamo mai chiesto niente, pure questa cattiveria non la sopporto più, proprio è arrivata al limite. Prego. No, lei ha usato un'espressione, vengono considerati sacco a perdere. Perché nella società dei consumi chi non ne ha risorse è uno scarto, non è un povero, perché noi viviamo, io con una certa età, i poveri avevano comunque una considerazione nella società, oggi vengono scartati, perché siccome non consumano non vengono considerati utili nella società. Io penso che questo tocchi profondamente, poi vanno magari in chiesa anche a battersi il petto. No, lo trovo un elemento che umilia non chi lo subisce, ma chi lo fa, perché dimostra di non avere nessun sentimento, nessuna scala valoriale. Io penso che nessuno debba essere discriminato, che tutti abbiano diritto a vivere una vita degna di essere vissuta. E basta con tutta quanta questa predica, tra l'altro, che tutti quanti siamo brava gente, italiani brava gente, no.
Io penso che viviamo invece in una fase in cui nel Paese crescono non solo le diseguaglianze, ma cresce l'indifferenza, cresce questo senso di privazione di ogni forma di solidarietà e ogni forma anche di comprensione della difficoltà altrui. Non lo so, le istituzioni da questo punto di vista non fanno nessuna formazione, anzi a volte alimentano, anche certi politici alimentano questo senso di esclusione come se fosse un elemento, come si chiama, che favorisce l'identità territoriale o l'identità delle persone. Penso invece che sia una privazione e che invece bisogna capire, per esempio, che tutte queste forme di discriminazione, penso alle persone di colore, eccetera, eccetera, ma questi qui mantengono per grande parte l'economia della regione. Sentiamo anche come commenta Sara Bona, sindaco di Tambre, sia quello che ho detto io che quello che ha detto il segretario, perché quando qualcuno passa l'asticella e colpisce la fragilità, per Mirella non ce n'è per nessuno, e sindaco glielo dico proprio chiaro e forte, cioè per me le fragilità non hanno né colore né volto, sono fragili e basta, e questo è il mio motto, e bisogna supportarle e avere il coraggio di parlare chiaro. Ecco, io ho il coraggio di parlare chiaro perché dico la verità, perché il mio coraggio è la verità, non è la bugia. Ecco, come si fa a essere indifferenti alle fragilità? Le fragilità vengono da voi, sindaco, siete l'unico appiglio che hanno, l'unico punto dove possono rivolgersi. Le posso assicurare che non ce ne sono altri, basta sentire anche le telefonate che ricevo, anche se un uomo almeno li avete ascoltati, li avete guardati in volto, gli avete detto quello che potete fare. Prego, sindaco. Allora, senz'altro la situazione delle fragilità ci è presente, è un fenomeno in crescita anche nella cosiddetta fascia media che un tempo non chiedeva aiuti, ora li chiede. La nostra realtà però è una realtà estremamente fortunata, io questo lo devo dire perché abbiamo un tessuto di associazioni che supportano veramente il comune negli interventi che fa a favore delle fasce deboli e ci danno una grande mano. Noi qui in un paese come il nostro abbiamo la fortuna di avere ancora gli alpini, che sono un gruppo molto forte, abbiamo associazioni come Insieme si può, al Pago Solidale, che aiutano veramente gli enti pubblici a integrare le misure a sostegno delle fasce più deboli, che ricordo non sono soltanto gli stranieri o gli immigrati o i neoimmigrati, ma sono anche le nostre stesse famiglie locali che alcune delle quali stanno scivolando nella soglia della povertà, un po' per la crisi, un po' per le condizioni di questo momento, alcune situazioni di lavoro e un tema che tu, Mirella, hai accennato all'inizio che è importantissimo, la mancanza di alloggi, il tema della casa. In provincia di Belluno ci sono 85.000 alloggi chiusi e non troviamo case per i lavoratori, anche per i lavoratori stranieri. Questa è veramente una situazione paradossale che noi stiamo portando su diversi tavoli di lavoro degli enti pubblici. Gli immigrati che sono qui da diverso tempo hanno delle concrete possibilità di inserimento, hanno dei datori di lavoro che gli offrono dei contratti a tempo indeterminato. Il problema è proprio quello della casa. E qui purtroppo non è soltanto un tema di non voler dare la casa all'immigrato, è che il costo di una casa, rimettere a posto gli impianti, riscaldamento e quant'altro diventa una spesa talmente forte che le famiglie dicono io non ce la posso fare, non posso riavviare il mio alloggio e non lo metto a disposizione. Qui secondo me ci vuole un piano casa nazionale molto forte che aiuti tutte queste piccole realtà a rimettere in moto il loro patrimonio abitativo. Molto chiara, la ringrazio Sara Bona per avere il coraggio anche lei di dire la verità, e questa è la verità, è inutile, non si trovano gli alloggi per la gente che lavora, per gli operai, sono la spina dorsale del paese, gli operai, qualcuno lo vuole capire, che se l'operaio non c'è più spariscono tutti, perché è lui che tiene in piedi l'azienda, non il CEO che è strapagato, è l'operaio, e se l'operaio non lavora via fuori non ce n'è per nessuno, o sbaglio? Sì, perché come diceva il sindaco intanto cresce il lavoro povero, soprattutto nelle fasce femminili, perché poi ci sono anche discriminazioni che non è che riguardano da dove vieni, se sei immigrato, sei locale, ci sono anche discriminazioni di genere, ci sono molte donne che lavorano part-time, oggi sappiamo che le famiglie sono famiglie complesse, ci sono molte persone che magari hanno rotto un rapporto familiare e dunque
cioè sono alla ricerca anche di un'abitazione, eccetera. I sindaci vengono lasciati soli in questa, perché fanno da frontman senza avere le risorse, anzi gli vengono tagliate le risorse, dunque cresce il lavoro povero, c'è una impossibilità dei comuni di dare una risposta adeguata. Io penso che ci sia, ma su questo il sindaco potrà avere, lo vive e lo ha detto, noi abbiamo 457.000 alloggi sfitti in Veneto, ok? Alcuni non sono recuperabili, altri sono sfitti per altri motivi. No, lo dico un'altra volta il numero, quanti alloggi sfitti? 457.000. Io faccio questo calcolo, una parte di questi, come diceva il sindaco, hanno costi di recupero che non sono utilizzabili, ok? Ma 250.000 saranno utilizzabili. Perché non vengono fittati? Prima, perché i fitti sono quando si trova una casa in fitto, perché io conosco tantissime persone che pur avendo la possibilità di stare e di poter pagare un fitto non lo possono fare, non la trovano, o quando la trovano a prezzi così alti che praticamente gli è impedito l'alloggio. Da cosa deriva questo? Deriva dalla mancanza oramai di una legislazione nazionale e regionale che limiti gli affitti brevi. Gli affitti brevi hanno fatto innalzare i prezzi in maniera spropositata e non trovi più il fitto lungo. C'è un altro elemento, molte persone non si sentono garantite nel fitto perché hanno paura dell'insolvenza. Noi abbiamo chiesto ripetutamente alla Regione di costituire un fondo garanzia in maniera tale che siano tranquilli, perché noi sappiamo che le persone quando poi hanno a che fare con l'istituzione magari sono più accorti anche nel rispettare. E poi c'è la grande questione, noi abbiamo un patrimonio edilizio pubblico che non viene manutentato, stiamo perdendo questo patrimonio pubblico e non ci sono, diceva il sindaco, manca un piano casa nazionale, ma manca anche un piano casa regionale. Se andate a vedere il bilancio della regione non trovate quasi nulla su questo versante, mentre si trovano risorse magari per cose di minore importanza. Io almeno le ritengo di minore importanza, perché di fronte all'emergenza abitativa non avere un piano almeno quinquennale per sapere quanto ci metto ogni anno, noi abbiamo chiesto che l'1% del bilancio regionale vada a sostenere una nuova politica per l'edilizia residenziale pubblica e per aiutare le amministrazioni a sostenere le persone che hanno difficoltà nel trovare un alloggio. Ma non troviamo risposte, perché c'è un'autoreferenzialità della politica che sceglie magari di fare l'aumento IRAP per coprire i calcoli sbagliati che si sono fatti sulla pedemontana, creando un problema alle imprese, e non si preoccupa invece di mettere le risorse su quello che più servirebbe, che è quello di offrire un'abitazione non solo agli stranieri e agli immigrati. Guardi, io porto due esempi importanti. Il primo, noi abbiamo uno spopolamento dei paesi interni. Questo spopolamento è favorito dal fatto che non gli vengono garantiti i servizi e non c'è una politica dove invece potrebbero essere aiutati a trovare e frenare lo spopolamento. Ci sono molte persone, non stranieri, italiani, che devono venire, soprattutto nelle aree, penso a quelli della scuola, agli operatori sanitari, e che quando vengono se ne vanno subito dopo perché praticamente quello che guadagnano non serve, non gli basta per poter avere un alloggio e poter mantenerlo. E la terza questione è, soprattutto in paesi, in realtà come Tambre, penso all'Alpago, al Bellunesi in generale, in cui dentro la riorganizzazione scolastica c'è anche un problema, o dentro l'apprendimento universitario, molte famiglie sono costrette a mandare i figli in città dove l'università c'è, va bene, e questi ragazzi non trovano abitazione, oppure li trovano a prezzi così alti, va bene, per cui si è bloccato anche quell'ascensore sociale. No, la mobilità sociale, perché se io sono figlio di un operaio, sono figlio di un'operaia, di un cittadino che non ha un reddito elevato, a mio figlio viene negato il diritto allo studio perché non c'è nessuna forma reale di accompagnamento. E ho trovato scandaloso
che nella rimodulazione del PNRR erano previsti 60.000 nuovi posti letto, parla a livello nazionale, di questi ne è stati tagliati la grande parte. Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco Sara Bona di Tambere. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Il discorso della casa è un discorso che va avanti da tantissimi anni, perché una volta pagammo sui contributi, pagammo l'INA a casa. L'INA a casa faceva le case per la povera gente, va bene, e quante famiglie hai sistemato le case. Adesso il problema non è di Cortina, del Ponte di Messina, il problema è di creare le case per gli operai, per povera gente, che va bene, che un operaio che ga 1.200 euro al mese, quando che ne c'è per tanti, non puoi pagare 800, 900, più che ne ha 400 di spese del condominio, e magari dove vado? Bisogna che lo Stato risolva questo problema, perché è il primo problema che ha se ti vuoi che la gente possa vivere e stare tranquilla. Perché anche un lavoratore con 1.000 euro al mese cosa fa? È un po' aretto, nel senso, va bene che o il mangia o il paga l'affitto. E questi i problemi da risolvere. Ma non c'è anni che per tutti le soluzioni, tutti parlano, però è un problema che non viene affrontato dai radici. Per affrontarlo bisogna fare le case alla povera gente. A Venezia 3.000 case vuote, 3.000, va bene. A Marghera un'altra 3.000, il preferiva fare il bosco dello sport, che gli ha speso 400 milioni di euro, che invece di mettere il posto di case e dare le case alla povera gente. Per forza i veneziani scappa tutti da Venezia, come sugli altri paesi. Le case non vanno a essere create, se vanno a dare alla povera gente a un prezzo equo. Veloce Rinaldo! Grazie al nostro Rinaldo, le riflessioni di Rinaldo che ha fatto, numeri anche Rinaldo di Venezia. Prego Sindaco. Ecco, io volevo dire una cosa sul discorso fondo di garanzia che ha citato il tuo ospite Mirella, ed è una cosa corretta. Io vedo i problemi, però mi piacerebbe portare anche qualche buona pratica che rappresenta parzialmente una soluzione. Nel nostro territorio cosa succede? Che gli imprenditori, anziché abbandonare i loro lavoratori e andare a protestare, fare manifestazioni contro la regione, il governo, tutti quanti cosa fanno? Si alzano le maniche, si tirano sulle maniche come succede e creano delle soluzioni. Io conosco imprenditori che aiutano a cercare l'alloggio ai loro operai e mettono loro quel fondo di garanzia di cui parlava il nostro ospite oggi insieme a noi. Quindi questa è sicuramente non può essere la soluzione, perché non è che possiamo scaricarci il peso fra comuni e imprenditori, però è anche vero che una sinergia pubblico-privata anche in queste situazioni può essere una soluzione tampone, nell'attesa che poi le istituzioni a livelli superiori riescano a mettere in moto un qualcosa di più concreto. Però non è vero che ci sono solo imprenditori che si intascano milioni di euro e non pensano ai loro lavoratori. È talmente stringente ormai questo problema di non riuscire a trovare lavoratori per le imprese che gli stessi imprenditori si mettono in gioco. Io conosco imprenditori che prendono la macchina e girano i paesi per trovare una casa e quando l'hanno trovata si mettono a disposizione come garanti per l'affitto anche agli stranieri, anche alle persone in difficoltà, purché gli consentano di lavorare. Io trovo che questa sia una buona pratica, che può essere una strategia pubblico-privato da incentivare e veramente mi sento di spezzare una lancia per gli imprenditori locali che si danno veramente tanto da fare e non sono sicuramente quelli che mettono in tasca i miliardi di euro di grandi multinazionali o di grandi aziende. Vede però, sì, aspetti però via fuori, voglio sentire tutti e due su quello che dico io. Allora, delle volte guardare indietro non farebbe male perché la storia insegna. I nostri illuminati imprenditori con la quinta elementare, che hanno fatto poi la fortuna, la prima cosa che facevano nelle fabbriche, facevano le case e anche vicino alla fabbrica per gli operai. La storia è questa, non c'è inutile che andiamo a raccontarcela. Allora, io non pretendo
che facciano ancora le case per gli operai. Ma come ha detto il sindaco, ascolta via fuori, che è molto chiaro, non vorrà mica dirmi che se si mettono veramente come fanno i sindaci, che fanno una collaborazione e fanno questo fondo di garanzia, che hanno la possibilità di farlo, non riusciamo a trovare le case? Vede sindaco, io dico sempre che io non devo essere fortunata ad essere su quel paese, su quella scuola, avere quell'insegnante, avere quel sindaco. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è scritto nella Costituzione, che è il lavoro e automaticamente la casa. Ma lei le sembra che non possiamo farcela? Ma io vorrei vedere questi imprenditori che si mettono in prima linea. Li facciamo vedere, li premiamo. Perché io lo dico sempre, magari qualche yacht in meno, qualche palazzo in meno e magari qualche aiuto in più anche per trovare casa, guardi che lo dico tutte le mattine, non è che lo dico stamattina. Perché io che ho un banco solidale, vedo come ha detto lei, non barboni, persone per bene, sono disperati, hanno perso il lavoro e l'affitto continuano a voler essere pagato, il mutuo se non lo paghi ti portano via la casa e anche i soldi. Qua via fuori sarebbe da fare veramente un tavola rotonda e capire cosa fanno ste banche, perché oltre a quello che ho pagato mi portano via anche la casa che non ho, perché non ce l'ho ancora. Capisce sindaco che voi avete gli eserciti, che sono i cittadini che vi hanno eletto, e se voi fate squadra siete i più forti dei governi, dei politici, di tutti, perché avete gli eserciti sicuri che sono i vostri cittadini, le vostre imprese che si fidano. Ma siete tiepidi, io lo dico, non siete rock, siete tiepidi perché non vi ascoltano, continuano a segarvi, a tagliarvi, darvi sempre più responsabilità. E voi come potete parare questi colpi? Solo con l'unione e la forza, con gli eserciti che avete, sono i cittadini. Il territorio, di cosa ha bisogno il territorio? Voi lo sapete. Io ho avuto un già senatore, Vallardi, è stato qua l'altro giorno. Sa cosa ha detto il sindaco? Purtroppo l'area di Roma non è l'area nostra. Ci si confonde, l'ha detto lui, dopo non so, però l'ha detto lui davanti alle telecamere. Capisce che è il momento veramente che bisogna dare risposta, bisogna agire. Non si può più parlare, bisogna agire. Cosa facciamo, come dice lei, se non ci fosse il mondo del volontariato che aiuta le fragilità, le parrocchie, le mense, i banchi, gli empori solidali? Cosa farebbero queste persone? Gli alpini, ci mettiamo dentro tutto. Eppure, via fuori. No, io voglio dire che lei ha ragione, i sindaci fanno la loro parte perché oggettivamente sono quelli in prima fila che fanno anche da parafulmine, poi sono la prima istituzione, sono lo Stato dentro il territorio. Io dico che bisognerebbe rivedere un po' tutto, nel senso che penso che il piano casa non può essere fatto a livello nazionale, ma deve essere decentrato a livello dei territori. I sindaci certo devono fare aggregazione, perché il sindaco diceva ci può essere una collaborazione pubblico-privato, ci sono tanti imprenditori, alcuni imprenditori, poi tantissimi no, ma alcuni imprenditori che si fanno carico. Però guardi sindaco che se non c'è una politica anche di coesione tra gli stessi imprenditori, che cosa succede? Che io oggi lavoro in un'azienda, va bene, che magari mi mette a disposizione o si rende disponibile a farmi da garante per il mio fitto. Se domani io cambio lavoro, va bene, io esco da quel circuito. Dunque bisognerebbe costruire in una dimensione distrettuale, va bene, chiamando anche le associazioni delle imprese a vedere come questa sinergia si traduce in un atto concreto, senza che le persone però siano legate all'impresa e non possano cambiare, perché io magari posso avere un'altra offerta di lavoro o quell'azienda potrebbe avere una difficoltà, perché poi sappiamo, soprattutto nel settore industriale, che stiamo avendo dentro la congiuntura europea, stiamo avendo una difficoltà, la nostra capacità produttiva industriale è calata, sta avendo un serio problema, tant'è che si sta vedendo come mettere in moto una politica industriale, se ci riesce, e vabbè, allora se l'impresa ha difficoltà
e poi, come si chiama, quel lavoratore non è più in servizio, e che cosa succede a quella famiglia oltre che all'imprenditore? Dunque bisognerebbe costruire, io sono assolutamente d'accordo Però, col sindaco, però, una solidarietà. Segretario, però lavoriamo su quelli che al momento hanno il appunto, lavoro, sì, e sì. dopo eventualmente ci facciamo la testa, ma almeno adesso lavoriamo su quelli che hanno il ma lavoro, infatti, perché veramente non ne andiamo fuori, perché sta arrivando l'inverno, sta arrivando il freddo, abbiamo delle bollette pazze che non so come si facciano a pagare, perché è una cosa incredibile. Vivi, io non so come fanno queste persone, con 2 stipendi non ce la fanno. Ieri è arrivata una cartella delle tasse esattoriali e piangeva disperata perché hanno sbagliato, lei ha sbagliato veramente la dichiarazione, ma poveretta, ha sbagliato, non sono mica dei geni, perché c'è l'accumulo, mi spiegava, il non accumulo. 2.000 euro da pagare, ma 2.000 euro per certe persone è come dovessero pagare 100 milioni. Cioè io non so, l'ho detto vai a vedere, vai a fare la dilazione, vediamo, ma era disperata, terrorizzata. Cioè, dobbiamo anche capire veramente chi abbiamo di fronte, cosa dicono e cosa vogliono, perché non ne veniamo fuori. È facile parlare con la pancia piena, segretario, è facile pagare con 6, 7, 8, 10, 12, 20, 40 mila euro al mese, è facile fare le prediche dall'alto, ma queste persone, questi bambini, sindaco, che li vedo, sono tristi perché vivono le situazioni in casa, sono tristi, sono depressi, non hanno neanche più voglia di prendersi niente. Anche ieri cosa ti do per fargli sorridere un po'? Ma sei seguita dai servizi sociali? Sta bambina è seguita, guardala. Sì, Mirella, ma come sì, guardala, non posso vederla in queste condizioni. Capisce, Sindaco, sono tanti poi problemi che si sommano, che poi sono traumi per questi bambini che crescono, poi li troviamo nelle baby gang. No, dove devono andare secondo voi? Chi è che li accetta questi bambini? Chi è che si prende cura di questi ragazzi? Chi è? Allora, dagli 8 ai 10 anni pieni di coccole, dai 10 anni ai 16, volete spiegarmi che attenzione a questi ragazzi, dove vanno, cosa fanno, cosa offriamo? Sindaco, a lei. Ma allora quello delle misure di attenzione verso l'infanzia e l'adolescenza è sicuramente un tema che va tenuto sotto controllo. Anche qui da noi, nelle nostre piccole realtà del Bellunese, purtroppo le situazioni di fragilità dei giovani ci sono. Addirittura noi abbiamo avuto un periodo all'uscita dal Covid, ma anche l'anno successivo, insomma tra il 2022 e il 2023, di suicidi di giovani ragazzi. È stato un momento veramente terribile. Noi sindaci ci siamo interrogati su questa fragilità, abbiamo detto da dove viene? Viene dal fatto che rimanevano chiusi per molto tempo e alcuni di loro non sono più usciti. Ecco, adesso la situazione Covid è passata, ma sicuramente rimane la fragilità dei giovani, per cui io mi sento di dire dobbiamo agire soprattutto all'interno delle famiglie, cercando di ascoltarli, e con le istituzioni e anche con le forze dell'ordine, che sono gli unici strumenti che abbiamo per Sì, ma come si fa a combattere l'ignoranza, Sindaco? È quello che io voglio combattere. Pensate questa bambina ieri che si è vista rifiutare di entrare con la macchina a prendere questo pellet per riscaldare. No, voi provate a pensare cosa ha provato questa bambina. Ecco, a vedere sua mamma che fa marcia indietro perché non può passare con la macchina. Cioè, voi capite, ho citato questo esempio siccome che è quello più recente. Ecco, voi dovreste vedere com'è arrivata al banco. Cioè io ero furibonda, non sapevo più cosa dire, cosa fare, cosa inventarmi per farle capire che c'è stato uno sbaglio, un equivoco. Ma questo rimane alla bambina, io non glielo toglierò mai, non glielo toglierò più. E questo ricordo lei lo avrà per sempre, di questo rifiuto di far entrare con la macchina per riscaldarsi e prendere sto cavolo di pellet, per fortuna che ce l'ho. Questi sono traumi. Pubblicità. Siamo
col sindaco di Tambre, Sara Bonna. Allora sindaco, proprio inizio con lei anche questa seconda parte. Cosa si può fare per cercare anche di far capire anche alle segreterie, perché a questo punto dobbiamo parlare con le segreterie, perché sono loro che tirano sti fili, di dare anche a Roma i loro senatori, gli onorevoli, visto che sono stati eletti e che li hanno messi loro, non conosciamo neanche delle volte, ma non importa. Ecco, di fare qualcosa, perché non si può andare avanti così, cioè noi dobbiamo agire, dobbiamo dare risposte concrete, anche voi dovete veramente prendere la situazione in mano. Cosa dite continuamente? Lei ha detto anch'io sono preoccupata perché ho gli operai, le persone che lavorano, non riesco a collocarle, non riesco a trovare casa, per fortuna che c'è l'associazionismo, ma può reggere il paese in questa maniera, sindaco? Io glielo chiedo, può reggere? Quanto può reggere? Prego. Allora, il tema è sicuramente forte, il problema è forte. Devo dire però che ci sono una serie di strumenti di aiuto che noi utilizziamo e che è bene che siano noti, nel senso noi possiamo aiutare le persone tramite il Fondo Nazionale Povertà ed effettivamente questi aiuti noi come Comune di Tambre, ma anche i miei colleghi sindaci qui della zona, queste risorse le utilizziamo. Tramite queste risorse possiamo aiutare le persone in difficoltà a pagarsi le bollette, a fare dei lavori socialmente utili per il Comune per integrare il reddito familiare. Diciamo, alcune misure di intervento nella povertà ci sono. Quanti soldi vengono dati? Ci spiegate? Perché nessuno sa niente. Come vengono pagate queste persone? Quanti soldi prendono? Perché guarda che non sa mica niente nessuno, Ecco, alla fine come si concretizza questo aiuto, questo lavoro? Beh, allora le faccio un esempio concreto. Sì. Noi abbiamo magari una persona che è in difficoltà a pagare delle bollette e rispetto all'arretrato che ha, che può essere di 2, 3, 100, 400 euro, 600 euro, questi soldi riusciamo a darli tramite il piano povertà. Invece per tutte quelle persone che magari non sono nella condizione di poter lavorare a tempo pieno e quindi di guadagnare un reddito sufficiente, perché magari hanno il tema dell'accudimento dei familiari o dei figli, per queste persone possono essere attivate delle misure di sostegno al reddito a fronte di alcune ore di lavoro per le amministrazioni. Qui è vero, non sono grandi cifre, però possono essere quel po' di aiuto che la famiglia... Pagate? Ci dica anche le cifre, sindaco, visto che lei è una che parla chiaro, ma almeno sappiamo cosa vengono pagati questi lavori. Allora, non sono dei lavori però, si tratta di un sostegno al reddito di 350 euro mensili a fronte di quello che la persona può fare. Se può lavorare lavora, se non riesce a lavorare non serve che lavori, se può fare un lavoro sono meno di 10 ore al mese, quindi ecco, 350 euro non sono tanti, però se vengono percepiti tutti i mesi sono già una piccola entrata sulla quale le famiglie possono contare. Grazie di averlo detto, perché almeno si sa bene, perché nessuno dà i numeri. Invece un fisico mi ha detto, sindaco, chiede i numeri, Mirella, perché i numeri parleranno da soli. Adesso inizio a chiedere i numeri, perché almeno così sappiamo, perché un po' di trasparenza ci vuole. Cosa ne pensa, segretario, di quello che ha detto il sindaco? No, il sindaco dice una cosa che è oggettiva, però bisognerebbe aggiungere che io considero un gravissimo errore aver tolto per esempio il contributo per i fitti, per le persone che hanno difficoltà o per la morosità incolpevole. Noi non possiamo pensare soltanto, diciamo, di dare misure che pure sono lodevoli, ma capisce che affrontiamo un'emergenza, gli diamo sì e no, come si chiama, qualcosa pur di sostenersi, ma ci rivolgiamo sempre a una fascia molto limitata, perché con 350 euro al mese noi sappiamo che forse non riesci nemmeno ad arrivare a mangiare tutti quanti i giorni e avere 2 pasti al giorno. Avremmo bisogno di politiche più inclusive. Io so che il Fondo alla Povertà è stato un fondo, tra l'altro, che ha avuto dei tagli consistenti, perché purtroppo ci sono stati dei tagli e le stesse amministrazioni comunali si trovano nella situazione che diceva il sindaco. Penso che sia anche giusto che per chi lo può fare, che a quell'aiuto si dia anche la possibilità che quell'aiuto sia anche, ci sia una reciprocità, che quelle persone magari offrano la disponibilità a fare un servizio utile per la comunità che li aiuta ad affrontare la propria emergenza. Ma sono risposte emergenziali,
e sono quelle cose che durano Segretario, poco. ma allora come vede, ecco, ormai ci avviciniamo alla fine del 2024, ecco, dal suo osservatorio importante cosa vedi? Che tavolo ci saranno? Di cosa si discuterà? Si cercherà di trovare delle soluzioni oppure la mente è tutta da un'altra parte della politica? Ma io vedo che c'è una distanza che si accentua tra i livelli istituzionali, i livelli decisionali e le persone e le stesse organizzazioni. Io non ho difficoltà a denunciare pubblicamente, attraverso, come dire, la disponibilità che mi ha offerto invitandomi, a dire che siamo a un anno come sindacati confederali e anche sindacati degli inquilini e che si occupano delle questioni abitative. Sono oltre un anno che chiediamo un incontro all'assessore al ramo e nemmeno siamo ricevuti. Non c'è possibilità. Mi pare che si chiami Corazzari, una cosa del genere, non mi ricordo. Sì. Non ci riceve, non dà risposta, nemmeno ci dice no. Ecco, noi continuiamo a mandare queste richieste e non rispondono. Non perché pensiamo di essere una soluzione, ma perché pensiamo che siccome tutti i giorni le persone noi le incontriamo come i sindaci, perché vengono da noi con i loro problemi. Abbiamo avuto nostri segretari che hanno ospitato persone che avevano avuto lo sfratto e che non riuscivano a trovare, per 3 o 4 giorni li abbiamo ospitati nelle nostre sedi perché non sapevano dove andare, perché poi ti trovi, come diceva lei, magari una donna con un bambino piccolo e dove lo mandi per strada? A volte gli stessi comuni, gli stessi servizi sociali dei comuni non hanno quella disponibilità. Avremmo voluto che ci fosse questa sensibilità. Io penso che, per esempio, continuo a ripeterlo, che magari qualche festa in meno, va bene, e qualche aiuto di più ai deboli non farebbe male alla salute di nessuno. Però per fare questo bisognerebbe ascoltare le associazioni di volontariato, bisognerebbe ascoltare le organizzazioni, diciamo, che rappresentano quei cittadini, bisognerebbe ascoltare di più le amministrazioni comunali e soprattutto aiutare quelle amministrazioni comunali che dimostrano maggiore propensione ad affrontare questi temi. Da questo punto di vista io penso che ci sia una responsabilità a livello regionale, ma penso che anche i sindaci a volte si fanno troppo condizionare dall'appartenenza politica, va bene, e non esprimono fino in fondo quelli che sono i bisogni del territorio. Qualche volta bisognerebbe dire anche qualche no, bisognerebbe anche avere la forza di rivendicare una soggettività, perché i veri interlocutori per le persone, io dico, sono i sindaci, perché sono quelli che hanno che vivono anche con più disagio, parliamoci chiaro, perché immagino che un sindaco che vede la sofferenza magari di alcuni suoi cittadini e non riesce a dare una risposta, lo vive come un problema e lo vive sulla sua pelle. Magari uno che va al Parlamento impegnato in altre dimensioni, quella sofferenza non la prova. Nadia da Treviso, vai Nadia! Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, c'è tutta questa povertà. Quando mi sento che i senatori a vita, e non faccio nomi perché prendono tanti soldi tutti, e dopo la loro reversibilità va alla moglie il 100%, ai figli quando non c'è la moglie, ai nipoti, fino alla terza generazione. Allora, noi italiani cosa possiamo pensare? E anche l'ex Presidente della Repubblica, 90.000 euro al mese. Ma vi rendete conto? Dove va a spenderli? E ci sono questa povertà. Il Parlamento deve fare, come ai cittadini, la reversibilità al 60%, come fa a noi, e poter lasciarli vivere con 300, 500, al massimo 1200 euro al mese.
non 90.000. Questa è una vergogna. Grazie, arrivederci, buona giornata. Come avete sentito, i numeri a volte fanno confusione perché sono tanti soldi, indipendentemente dei numeri. Il problema della politica, siamo gli unici però, segretario, pagati così, perché dagli altri paesi non funziona così. Ecco, non funziona così. Sindaco, cosa ci dice lei? Questi cittadini arrabbiati, questi cittadini che dicono ma come, ma tutti sti soldi per loro e per noi mai niente, in effetti questa è la verità. Prego. Sì, questa è innegabilmente la verità. Un'altra cosa mi sento di dire, i piccoli comuni come il mio, che non fanno debito pubblico perché non abbiamo i conti in rosso, ma siamo sempre con tutte le difficoltà, portiamo un bilancio in positivo, vengono tagliati. Noi siamo tra quei comuni che subiscono un taglio perché siamo in ordine con i conti. Ecco, effettivamente questa situazione è paradossale e qui noi attraverso i nostri organi che sono l'ANCI, l'UNCEM, abbiamo effettivamente protestato con il governo nonostante gli orientamenti politici di ciascuno, perché questa misura mette in difficoltà i piccoli comuni che sono la spina dorsale d'Italia rispetto ai grandi comuni che fanno grandi debiti e che non vengono tagliati proprio perché essendo fuori bilancio hanno bisogno di potersi tenere tutte le risorse. Questo è assolutamente un paradosso insostenibile. Di fronte a questo tipo di manovre non mi sento di dire che siamo stati tiepidi, perché i nostri rappresentanti che sono sindaci hanno sicuramente ingaggiato il governo in una riflessione su questo tipo di manovre. Tuttavia noi che siamo il comune di Tambre subiremo un taglio di 8.000 euro per il fatto che, siccome abbiamo i conti in ordine e abbiamo portato avanti le opere del PNRR, siamo messi meglio, tra virgolette, e quindi possiamo essere tagliati. No, questo non va bene, perché con questi 8.000 euro io posso fare politiche sociali. E ha fatto bene a dirlo e a parlare chiaro. Ecco, bisogna fare così, bisogna iniziare a parlare, sindaco, bisogna iniziare a fare rumore come si usa adesso, bisogna fare rumore in Italia, non c'è niente da fare. Con la politica, io porto l'esempio degli agricoltori, sindaco. Quando gli agricoltori si sono mossi quei trattori e hanno visto il numero e il rumore, hanno fatto marcia indietro e hanno rivisto quello che avevano deciso di fare. Ecco, voi dovete fare lo stesso, fare rumore, farvi sentire, farvi ascoltare, perché è inaudito quello che lei sta raccontando. Segretario. Ma il sindaco dice una cosa, io ho seguito l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, i sindaci sono stati abbastanza chiari, anzi hanno avuto la forza di fare anche un pacchetto di proposte, secondo me, di proporre al governo e al Parlamento una serie di misure che sarebbero necessarie. Il punto vero è che poi ci sono queste anomalie, perché quando tu non premi la virtuosità amministrativa e finisci per penalizzarla, fai un'operazione che va contro, come si chiama, qualsiasi buonsenso, perché premi, come si chiama, gli amministratori che fanno in debito e che creano problemi. Io penso però che ci dovrebbe essere un coordinamento maggiore, ci dovrebbe essere, come si chiama, un'attività più efficace e far valere di più le proprie ragioni da parte delle stesse amministrazioni, ma c'è un problema anche dei cittadini, di essere vicini agli amministratori in queste battaglie, perché a volte, come capita a noi come sindacato, noi chiamiamo alla gente alla mobilitazione, ma le persone non si mobilitano. Ma vede, questo è successo, segretario, e bisogna dirlo, perché una volta si mobilitavano e erano ascoltati. Il problema è che hanno iniziato un po' alla volta a non essere più ascoltati. Ma se ci ha capito? insistere. E allora purtroppo abbiamo anche una popolazione diversamente giovane, perché non dimentichiamocela, che purtroppo succede anche questo, e soprattutto questi operai, questi artigiani che erano la spina dorsale del paese sono stati annientati. Uno con gli stipendi che erano di 1.000-1.200 euro al mese, si arrivano a 1.400, alleluia, brava gente, e gli altri li hanno azzerati completamente perché grandi evasori, truffatori, ladri. Questo è quello che è successo e noi ci ritroviamo così. Io ringrazio veramente Emilio Viafora, segretario regionale Sunnia Veneto, di essere stato con noi. Grazie. Ringrazio tantissimo Sara Bona, sindaco di Tambre, di essere stato con noi, di aver parlato chiaro come piace alla Mirella, perché bisogna iniziare a parlare chiaro e a fare rumore. Questo bisogna fare perché abbiamo tutto il diritto di farlo, perché loro sono pagati coi soldi nostri. Perciò siamo noi i loro datori di lavoro. Grazie, pubblicità. Arrivederci, grazie.
cercando di portare i giovani all'interno degli ospedali, perché devono capire che c'è un'altra realtà che loro non vivono, che non sanno, non conoscono. Perché tu quando entri su un ospedale già la vita è diversa, il profumo è diverso che tu senti, vedi la disperazione, la paura, puoi toccare con mano quelle che sono le realtà, naturalmente accompagnato da questi dirigenti che abbiamo super preparati, perché li abbiamo, a questa anche nuova tecnologia, però la vedi all'interno di un ambiente che magari fino adesso non è conosciuto. Noi non possiamo sempre fare la solita letterina in classe, io sono questa associazione, mi occupo di questo, perché li annoiamo. Tu sei giovane, noi dobbiamo intrigare questi ragazzi, dobbiamo renderli protagonisti anche mettendoci veramente noi la faccia per cercare di far capire loro che c'è un'altra realtà, che è quella della sofferenza di un ragazzo che ha bisogno magari anche della loro compagnia. Ecco, perché nel mondo del volontariato non ci sono. Ecco, cosa vedi tu, cosa senti, Andrea? Beh, certo, intanto volevo precisare solamente che comunque la maturità l'ho già svolta, sono uscito col 92 e adesso studio psicologia. Grande! Quindi, bravo. Sono molto fiero di questo, ecco. E volevo fare appunto un grazie ai miei docenti perché sono stati tutti quanti molto bravi, hanno capito molto la situazione e soprattutto mi hanno aiutato numerose volte anche quando non erano tenuti a fare ciò che dovevano fare. Quindi sì, diciamo i docenti e la classe di età un po' superiore alla mia non hanno molte difficoltà a comprendere questa situazione. Secondo me la classe che fa un po' più difficoltà a comprendere la situazione mia e dei ragazzi come me stanno vivendo questi momenti sono appunto gli adolescenti, i nostri coetanei, perché purtroppo molti di loro, anzi fortunatamente molti di loro non hanno vissuto questa situazione, però purtroppo per noi che la stiamo vivendo fanno molta fatica a comprenderla e a cercare dei modi per approcciarci, perché soprattutto per esempio per me anche un come stai o come ti senti a volte per messaggio così molto blando senza poi farsi risentire magari dà più fastidio rispetto che a non farsi sentire proprio, ecco. Devo dire che comunque io sono stato sempre un ragazzo molto socievole che ha cercato la compagnia durante questi 5 anni e che continua a cercarla, perché per me personalmente gli amici, i docenti, i familiari, eccetera, chiunque mi stia attorno, sono la principale motivazione di forza e quindi senza di loro non riuscirei veramente a far niente. Però invece so di molti altri ragazzi che cercano di rintanarsi dentro se stessi senza cercare aiuti negli amici, nei docenti e nelle figure, insomma, anche psicologiche che possono aiutarli. E posso dire con certezza che magari sì, un anno lo reggi così, però dopo un anno non ce la fai più e hai bisogno di aiuti. E io invito tutti quelli che sono in ascolto, tutti quelli nella mia situazione comunque a cercare di farsi aiutare, di parlarne il più possibile, perché solamente parlandone con qualcun altro e facendosi aiutare, tra virgolette, si riescono a superare meglio questi momenti difficili. E io saluto e devo dire veramente grazie a questa dirigente, la professoressa Giuliana Milana, dell'Istituto Giorgi Fermi, di essere con noi. Saluto anche la professoressa Laura Martorano, grazie veramente. Ho aperto con questo ragazzo, con Andrea Giovanni Falcone, perché sento la necessità che questi ragazzi ascoltino gli altri ragazzi, i loro coetanei, che stanno soffrendo, però riescono ancora a far capire che insieme si può vincere, ce la si può fare. Loro hanno bisogno di questo contatto veramente che è essenziale anche per combattere certe malattie. Saluto anche un'altra gradita ospite, Maria Dolores Secco da Montebelluna, scrittrice per le donne vittime di violenza. Grazie Maria Dolores Secco di essere anche lei qui con noi, è stata una testimonianza toccante. La mamma di Giovanni, di Andrea Giovanni, mi ha ringraziato
ringraziato per aver fatto parlare suo figlio, per essere stato ascoltato, e perciò io adesso voglio un giudizio anche da voi, sia da questi docenti, questi insegnanti che tutti i giorni hanno a che fare con questi ragazzi, e questo ragazzo che vi ringrazia per quello che fate, per quello che siete riuscite, io parlo naturalmente in generale perché so che voi lo fate, ecco, di aiutare anche quando si diventa fragili, ecco, tutti assieme ce la facciamo. Prego, professoressa, veramente grazie. Professoressa Milana, cosa vuole dire di questo ragazzo? Io quando vedo mi commuovo veramente, prego. Buongiorno, grazie intanto per averci ospitato. Oltre alla professoressa Martorano, qui con me ci sono 2 studenti, così sentiamo anche la loro voce. La nostra scuola è molto sensibile alle fragilità e ne facciamo un nostro punto di forza, quindi mi fa piacere che lei mostri sempre questo aspetto della scuola, la presenza dei docenti, della parte sana, come la chiamo io, dell'istituzione scolastica. Anche i ragazzi vanno sensibilizzati verso questi temi, e a me ha fatto riflettere quella frase che dice: meglio se non mi chiami quando mi devi mandare un messaggio di circostanza. Però magari per loro è anche un modo per farsi sentire, perché il contatto con questo genere di fragilità comunque fa riflettere, e comunque magari non sappiamo mai come affrontarlo bene, soprattutto nel periodo dell'adolescenza. Noi lavoriamo molto, i ragazzi sono molto sensibilizzati verso la fragilità, verso la diversità pure, perché secondo noi sono temi fondamentali. Sentiamo anche la professoressa Martorano. Professoressa, cosa dire a questo ragazzo? Adesso sta chiudendo la prima parte, arrivano le vacanze, un po' di giorni di scuola. Ecco, questi ragazzi che torneranno nelle loro case, con le loro compagnie, ecco, cosa vuole dire? E soprattutto sentire questo Andrea Giovanni che ha il coraggio di dire: venite a trovarmi, io ho bisogno del contatto fisico più che del messaggio, è una cosa importante. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'accoglienza intanto. Allora, sicuramente dopo gli ultimi anni abbiamo veramente capito che la scuola ha un grande ruolo di supporto per le famiglie e per gli studenti, quindi non solo il ruolo formativo che conoscevamo molto bene, ma anche proprio quello di accompagnare gli studenti e aiutarli proprio nelle difficoltà. È stato molto bello sentire il ringraziamento e le parole di Andrea Giovanni, perché effettivamente si capisce quello che noi facciamo ed è un grosso valore che viene dato alla scuola, come dicevo, proprio di accompagnamento. È bello vedere crescere i nostri ragazzi, accompagnarli, e come scuola cerchiamo di supportarli in tutti i modi, supportare loro e le famiglie, perché cerchiamo proprio di non solo di dar loro tutti gli strumenti per il loro futuro, ma anche di sostenerli durante le difficoltà. Ad esempio con la scuola, con il progetto PNRR, abbiamo attivato tantissime iniziative anche di sostegno individuale, e i nostri studenti ne hanno approfittato proprio per riuscire ad affrontare le situazioni che molto spesso sembrano insormontabili nel modo migliore possibile. Quindi siamo molto contenti dell'aiuto che stiamo dando, e siamo pronti a darne molto altro nei prossimi anni. Sicuramente riguardo le vacanze natalizie, quello che possiamo dire è che gli studenti hanno bisogno di riposare, hanno bisogno di stare in famiglia, di godere della propria famiglia, perché questi sono i valori sicuramente più importanti per ripartire alla grande per il prossimo periodo, visto che comunque ci saranno tutta una serie di sfide da cogliere. Ora sentiamo i ragazzi, ce li fa sentire professoressa Milana? Certo. Sì, ci scambiamo di posto, così non cambiamo le inquadrature. Va bene, cambiamo di posto, che così sentiamo questi ragazzi, perché io voglio ascoltare loro, sono loro che io... Eccoli qua. Allora cominciamo dalla ragazza precedenza, almeno così un tempo si faceva, sei d'accordo? Come ti chiami? Buongiorno, io sono Agnese, frequento la classe quinta dell'Istituto Giorgi Fermi nell'indirizzo biotecnologie sanitarie. E anche a me ha colpito molto le parole di Andrea sulla questione: piuttosto che qualcuno mi scriva, preferisco che mi venga a trovare. E infatti noi ci siamo trovati i primi 2 anni a viverli quasi completamente in didattica a distanza,
e il triennio l'abbiamo vissuto interamente a scuola, infatti sono stati gli anni migliori delle superiori e quindi sì, ritengo veramente importante quello che ha detto Andrea, che piuttosto di un messaggio o comunque qualcosa per quanto le tecnologie ad oggi ci aiutano moltissimo, è importantissimo anche il contatto fisico. Devo correre purtroppo perché sapete che il tempo è tiranno, ma tante cose voglio chiedervi. Senti Agnese, quanto importante è il contatto fisico per voi? Perché io sono convinta, sì è vero che adoperate i social, che siete sempre con sto cavolo di cellulare tra le mani, però io vi ho visto, quando vi incontrate, la prima cosa che fate è vi toccate, vi abbracciate. Cioè, quanto importante è il contatto fisico, Agnese? Allora, in classe, io personalmente ho una classe molto unita ed è veramente, cioè, ricordando anche gli anni del Covid dove era quasi vietato stringersi la mano, un semplice contatto, è impensabile, mentre invece adesso che è ritornato tutto possibile in classe, anche nei momenti di sconforto, il contatto fisico è assolutamente importante, quindi sì, anche tra amici la prima cosa che facciamo è abbracciarsi, salutarci ogni mattina. Ho visto bene allora Agnese che è vero questo. Sentiamo anche il ragazzo, come ti chiami? Io mi chiamo Samuel Angelucci e frequento la quinta indirizzo energia, sempre all'Istituto Scolastico Giorgi Fermi. Allora Sandro, hai sentito Andrea Giovanni quello che ha detto, ho bisogno di voi, ho bisogno che vi veniate a trovarmi, ho bisogno di questo contatto. Cos'è il contatto fisico per te Sandro? Come diceva Agnese, specialmente nei momenti di sconforto hai bisogno di questo abbraccio, di questo calore. Ecco, è un abbraccio importante per voi Sandro? Allora, secondo me sicuramente il contatto fisico è una delle cose principali che è all'interno comunque della nostra vita, delle nostre relazioni sentimentali e non. Durante il periodo del Covid molte persone hanno sofferto anche più di altre perché comunque un contatto è sempre utile, anche e soprattutto in questi momenti come quello di Andrea, che anche per affrontare, ecco, un contatto serve sempre e per fortuna adesso diciamo questa pandemia l'abbiamo a quanto pare superata e quindi secondo me un contatto fisico serve sempre, che sia una relazione, che sia un'amicizia, che sia una qualunque cosa, anche in famiglia, aiuta tantissimo. Allora adesso io vorrei sentire anche Maria Dolores Secco, scrittrice per le donne vittime di violenza. Maria Dolores, cosa chiederebbe a questi ragazzi? Ecco, dobbiamo ascoltarli. Cosa direbbe a questi due ragazzi? Partiamo con Agnese, ad esempio. Cosa direbbe Maria Dolores ad Agnese dopo quello che ha detto Agnese? Io ho puntato molto sul contatto fisico perché io ci credo, io li guardo sti ragazzi. Non è vero che hanno solo il cellulare. Quando si vedono la prima cosa si toccano. Prego. Sì, diciamo che un po' c'è questa cosa che i giovani sono fusi sul telefono e invece io non vedo questo, io li vedo dei ragazzi che hanno voglia, che però sono stati limitati ed è bello che loro si cerchino e io sono contenta di sentire dei ragazzi così positivi e contenti di aver ripreso quella che è la quotidianità. Ecco, chiedo se effettivamente loro si sentano di essere stati guidati nella maniera corretta per quello che è l'affrontare quelli che sono i disagi di natura mentale, ok, le malattie mentali o comunque se si sentono a disagio nel dover chiedere loro stessi aiuto o dover andare da un terapista, perché è facile dire sì, ok, dobbiamo essere uniti, abbracciarci, poi però è un'altra cosa di conoscere di avere un problema e quindi chiedere aiuto, perché poi quando ti ritrovi in quella problematica poi è più difficile. Quindi vorrei sapere cosa loro ne pensano, se loro si dovessero mettere nei... là, è caduta, ma in parte abbiamo capito, eccola qua, è tornata, vediamo. Eccola qua, prego, Dolores. Niente, va e viene. Comunque abbiamo capito. Agnese, vuoi rispondere? Hai capito ecco, questa paura di chiedere aiuto, la vergogna, io ho sentito molto queste due parole, vergogna e paura, ma io non credo che voi avete vergogna, avete più paura forse, più paura perché vivete in una bolla, che siete chiusi a riccio, ma perché vi hanno fatto chiudere a riccio, perché non vi fidate più, vi fidate solo tra di voi e avete ragione, dico io. Prego Agnese.
Allora, secondo me dipende molto dalla situazione, nel senso che ognuno reagisce ognuno reagisce in modo diverso. Io ad esempio in una situazione di difficoltà inizialmente ero a disagio nel chiedere aiuto, e poi invece mi sono fidata delle persone, quindi bisogna trovare una figura che possa essere che ti prende a cuore, che ti guidi. Chi è la prima persona alla quale hai chiesto aiuto, Agnese? La figura, allora, chi è questa figura? Mie sorelle, i miei familiari sono le persone a cui ho chiesto aiuto inizialmente, poi sicuramente gli amici, anche i compagni di classe, anche adesso che stiamo vivendo un periodo molto travagliato in quanto siamo vicini alla maturità, ci stiamo aiutando a vicenda e quindi chi è più in difficoltà viene aiutato dagli altri. Quanto è importante è, Sandro, sapere di contare su alcune figure che possono essere, come dice Agnese, la famiglia, gli amici, gli insegnanti? Quanto importante è sapere che puoi fidarti di qualcuno? Prego, Sandro. È molto importante, secondo me, sapere di fidarsi di una persona in particolare, o comunque più di una persona, meglio ancora, perché bisogna avere un punto di riferimento o comunque una persona sicuramente che ti conosce bene e che ti vuole dare una mano, e sapere che questa persona è vicino a te sicuramente è una cosa molto positiva, anche perché tranquillizza moltissimo in qualunque situazione possa essere comunque. E secondo me bisogna avere una o addirittura più persone su cui contare, che siano, come ha detto Agnese, i propri familiari, soprattutto i genitori, che secondo me è importantissimo, o comunque anche i propri nonni, che tante volte sono esclusi, ma comunque sono sempre un buon punto di riferimento su cui contare, i compagni di classe e gli insegnanti soprattutto negli anni più avanzati delle scuole superiori sono importantissimi, perché comunque sono molto empatici anche con i ragazzi. Senti Sandro, su una scala da 1 a 3, fammi sapere, capire chi metteresti al primo, al secondo, al terzo posto come persona importante se hai bisogno di aiuto, la figura che secondo te è fondamentale. Allora, la prima sicuramente è mia madre, perché comunque, non che voglio escludere mio padre, che comunque è il secondo, però comunque mia madre mi capisce molto bene ed è anche molto spesso più a casa, cioè è a casa più spesso rispetto a mio padre. Mio padre lo metto al secondo posto perché comunque mi ha insegnato molti valori, da piccolo sono cresciuto molto con lui. Mentre come terzo posto è complicato, perché sicuramente avrai tanti amici, non so, il mio migliore amico per esempio, Enrico, o comunque anche Carlo. Che salutiamo, allora li salutiamo. Secondo me gli amici sono, essendo coetanei, riescono a capirti anche molto bene e riescono a farti affrontare anche le situazioni più Perciò difficili. genitori, primo e secondo posto, terzo l'amico specialmente gli amici del cuore, quelli più vicino. Sentiamo Agnese, da 1 a 3 sulla scala cosa metteresti? Allora, al primo posto io metterei mie sorelle e mia cugina in quanto mia coetanea, e poi al secondo posto è un po' indeciso, nel senso che potrebbero esserci i genitori, come per altre situazioni gli insegnanti. Per esempio nelle situazioni di difficoltà che mi sono trovata ad affrontare io, mi sono trovata meglio a confrontarmi con un insegnante che può imporre di meno un giudizio, perché magari spesso ci si sente giudicati dai genitori, invece l'insegnante con cui ti prendi confidenza, ti prende a cuore, ti vede quasi più ore dei genitori alla fine, perché se i genitori sono sempre al lavoro, e quindi sì, io aggiungerei anche la figura dell'insegnante al secondo posto. Al terzo posto le amicizie e i compagni di classe. Abbiamo Francesca da Vicenza, sentiamo cosa dice Francesca da Vicenza. Ciao Francesca. Buongiorno signora, io la seguo tutte le mattine e sono contenta di sentirla, perché... Vai Francesca. Perché la seguo tutte le mattine. Sì. E volevo chiedere una cosa. Sì. Io lavoravo a scuola come collaboratrice scolastica e lì è successo ancora anni fa che ho avuto un grosso incidente con un'abilità del 90%. Sì. L'unica cosa che mi è rimasto è che mi hanno camuffato un po' le carte dicendomi che io sono caduta dalle scale e mi hanno detto che sono andata a casa perché stavo poco bene e sono andata in ospedale il giorno dopo.
Invece la questione è stata che non so chi abbia chiamato l'ambulanza a venire a prendermi dentro. Quelli dell'INAIL si sono arrabbiati moltissimo. Io da allora mi sono successo dei guai, uno peggio dell'altro. Vorrei sentire parlare con qualcuno di voi per dire tutto il resto della mia storia, perché è una storia veramente indescrivibile. Allora Francesca, facciamo così, lascia il tuo numero, poi quando riesco a chiamarti sentiamo com'è la situazione, se riesco magari a indirizzarti da qualcuno che ti possa dare una mano. Sentite ragazzi, grazie Francesca, questa televisione, questo telefono che serve anche per parlare, per dire le avversità purtroppo della vita che si incontrano sempre, giustizia, sempre questa giustizia che deve arrivare prima o poi. Vediamo se è tornata Maria Dolores Secco. No, non è tornata ancora Maria Dolores. Eccola qua, Maria Dolores. Scusate, eravamo interrotti, questi ragazzi hanno fatto anche una scala da 1 a 3, prima la famiglia sicuramente. Sentito? Sì, ecco, prego. Ci allora. sono dei problemi che va e viene, non so Tranquilla, perché. prego Maria Dolores, poi facciamo entrare anche i professori, i dirigenti, prego. No, è stato bello sentire che hanno una rete di supporto, è stato bello sentire che non hanno problemi a chiedere aiuto se necessità. La cosa che mi intristisce, ma che purtroppo è la verità, perché io sono genitore, ho un figlio preadolescente, è sapere che comunque c'è una difficoltà da parte nostra come genitori sempre a riuscire a gestire la cosa, perché purtroppo lavori, impegni, siamo tanto impegnati e quindi mi è un po' intristito sapere che non siamo, penso anche nel mio caso, perché purtroppo anch'io non sono presente sempre come vorrei, non essere la numero 1 nella lista, ma penso che sia un po' la società che ci ha portato questo, perché purtroppo bisogna vivere la vita, come dicevi prima, costa sempre di più. Senti Maria Dolores, scusami se corro, ma purtroppo il tempo sapete che è tiranno. Allora tu scrivi per le donne vittime di violenza, qui hai un ragazzo di fronte. Ecco, io sono dell'idea che dobbiamo iniziare a parlare di persone, non di dividere, perché sennò non ne andiamo fuori, maschi, femmine, giovani, bambini, bambine, dobbiamo parlare di persone. Ecco, a questa persona, a Sandro ad esempio, tu che scrivi per le vittime di violenza, dove abbiamo sentito dei numeri raccapriccianti, ma soprattutto molta violenza anche da parte di giovani tra di loro. Cosa vorresti dire a Sandro? Vorrei fare una domanda più che altro. Vai. Vorrei chiedergli se si è mai trovato in situazioni dove si sentiva a disagio nel comportamento che magari i suoi coetanei hanno fatto verso una donna ed è stato zitto. Sandro? Verso una donna? Verso una donna. Verso una donna. Per esempio, hai mai visto allora, fare dei... Vai Sandro. Sinceramente, allora, purtroppo è una cosa molto difficile da notare, perché comunque parecchie persone, anche le donne, nascondono un sacco questa cosa, secondo me è sbagliatissimo, perché comunque appena si sentono attaccate o minacciate, che sia un uomo, che sia qualsiasi persona, devono farlo notare e devono dirlo. Ecco. Io non posso dirvi, purtroppo e per fortuna, non posso raccontarvi nessun episodio, perché non mi sono mai trovato in questa determinata situazione, però sono consapevole che in Italia e nel mondo sono molto presenti purtroppo queste situazioni, e i femminicidi purtroppo stanno aumentando proprio vertiginosamente. Ma Sandro, ma perché ti proteggi, non vedi queste cose, non le senti, non ti appartengono, perché in parte ti proteggi da quella che potrebbe essere una situazione spiacevole? Diciamo che mi trovassi davanti a una situazione del genere, sicuramente farei qualcosa e
secondo me non tutti gli uomini, non tutte le persone hanno voglia di intraprendere comunque questo modo di non salvare, forse la parola un po' troppo, insomma, affrontare, ecco, questa cosa. Io se mi ritrovassi davanti a una cosa del genere sicuramente l'affronterei e non mi tirerei indietro, perché sono perfettamente consapevole che è un grandissimo problema, ecco. Grazie Sandro, sentiamo anche Agnese. Io invece Agnese faccio un'altra domanda, poi sentiremo anche la domanda di Maria Dolores Secco. Agnese, c'è molta omertà all'interno della scuola, cioè voi sapete solo tra di voi quello che succede, mentre gli insegnanti, i dirigenti sono completamente all'oscuro che quello che avviene, perché fatti in maniera che non arrivi a loro. È vero che c'è questa omertà? Guarda che faccio questa domanda perché lo so, se no non la farei. Prego Agnese. Secondo me no, anche perché spesso magari capitano delle situazioni anche al di fuori della scuola, come ad esempio RIS, baby gang, ci capita di parlarne con i professori e non penso ci sia questa cosa, anzi penso che ci sia un clima in cui se ne parla tranquillamente delle più svariate situazioni, anche se ad esempio in una classe succede qualcosa che un avvenimento brutto, se ne sa in tutta la scuola e se ne parla, ci si confronta sul tema. Non è che poi i conti, non parlo di te naturalmente, di Sandro, ma parlo di altre realtà, poi i conti li fanno fuori come hanno girato l'angolo della scuola, all'interno tutto tranquillo, tutto beato, poi ci vediamo fuori dietro l'angolo e facciamo i conti. Succede questo, Agnese? Di la verità? Secondo me no, e anzi, ad esempio parlando del tema delle donne, la nostra scuola è una scuola più che altro maschile e invece però nonostante questo, cioè noi femmine siamo poche, ogni anno facciamo tantissime attività sulla violenza contro le donne e anche quest'anno abbiamo partecipato a un progetto dal titolo Il ciclo delle donne, in cui abbiamo parlato di come il ciclo nei nostri paesi sia una cosa normalizzata. Ormai noi donne non proviamo vergogna nel parlarne, anche all'interno della classe non c'è nessun tipo di difficoltà, cioè anche se una si macchia non c'è vergogna, però in altre situazioni mi è capitato a me in primis di rapportarmi con delle bambine di altre culture che non erano state informate dai genitori riguardo questa questione, quindi ritengo che è importantissimo quello che ci dà la scuola nel parlarne e nonostante in classe non ci fosse questo tabù è stato proprio bello confrontarsi anche con i nostri compagni maschi con cui abbiamo un bellissimo rapporto, però magari è un tema che non verrebbe fuori normalmente. Quindi... Sentiamo anche Maria Dolores che domanda vuole fare a Agnese. Compagni maschi, ha detto Agnese, ha evidenziato questi compagni maschi. Prego Maria Dolores. È bello sapere, e io dico sempre che è bello perché mi sta piacendo quello che dicono questi ragazzi e mi piace molto che questa scuola sia aperta su determinati argomenti a differenza di altre. Volevo chiederti se ti piacerebbe che la tua scuola facesse un'educazione all'affettività, ok? E non parlasse solo delle donne o comunque della violenza di genere solo il 25 novembre o a ridosso di questa data, ma che ci fosse proprio una materia che prepara i ragazzi, ma fin da piccoli, all'affettività. Sì, ritengo sia molto importante. A me, tipo, per esempio, la mia famiglia mi ha sempre fatto fare dei corsi, però dal punto di vista cattolico e non ritengo sia una cosa giusta, quindi la scuola deve essere il mezzo che si occupa di questo, non che sia fatto al di fuori o che siano i genitori a imporlo, perché poi non viene preso nel giusto modo dai figli, viene preso come un obbligo, invece se fatto a scuola, anche durante la materia di educazione civica, ritengo sia necessario. Senti, adesso vi chiedo, prima di lasciare il posto ai vostri dirigenti, cosa volete dire a questa scuola, a questi insegnanti che vi stanno accompagnando in un percorso anche molto difficile anche per loro, perché state crescendo, state imparando, avete bisogno di rispondere ai vostri perché, spiegare i sì e i no. Cosa vuoi dire, Sandro, a questi insegnanti, a questa scuola e ai ragazzi che ti stanno ascoltando? Vai Sandro. Sicuramente voglio dire che agli insegnanti di capirci, di darci una mano sicuramente per noi in questo caso facciamo il quinto anno, quindi dobbiamo affrontare la maturità a giugno, quindi di accompagnarci e guidarci in questo percorso. Riguardo i compagni,
impegnatevi e rendetevi conto di quanto sono importanti i professori e le persone che avete intorno, perché sembra banale ma davvero vi danno una grandissima mano, anche perché le scuole, comunque la scuola in generale, può essere facile per una persona o comunque un po' più complicata per un'altra persona, per un altro ragazzo. Quindi prendete a cuore gli insegnanti che avete e le persone che vi stanno intorno. Agnese? Allora, io intanto rivolgerei un grande grazie e agli altri studenti di questa scuola e di altre scuole direi innanzitutto di non considerare il professore come la figura che deve spiegare, deve educarmi, che è superiore a me, ma cercare di creare un rapporto col professore e anche il professore di in qualche modo sciogliersi, nel senso non eseguire solo una lezione frontale, ma la lezione deve essere non solo la lezione sugli argomenti previsti dal programma, ma una lezione che tratta anche altri argomenti e deve lasciare spazio anche agli studenti. Cosa farai, Agnese, in vacanza? In vacanze di Natale sicuramente sarò con la mia famiglia, dopodiché parteciperò a una missione umanitaria a Trieste con la comunità di Sant'Egidio e poi durante il periodo delle vacanze dell'Epifania, diciamo, penso andrò via con i genitori da qualche parte. Sandro, cosa farai? Beh, io penso di passare con la mia famiglia, non con tutti i parenti perché comunque sono lontani, però comunque amici, famiglia, e per condividere comunque valori che questo Natale e queste vacanze ci danno. Ecco, io vorrei a casa che avete sentito, questi sono i nostri ragazzi, sono questi i bravi ragazzi che vi dice la Mirella, ci sono. Io ve li faccio vedere, perché il messaggio negativo che sta passando è quello come Nadia ieri, ho paura di uscire per trovare chissà chi. No, trovi questi ragazzi anche per strada, non ci sono solo quelli che vi fanno paura, ci sono anche questi e forse delle volte sono questi che vi proteggeranno, magari se qualcuno o qualche ragazzo o qualche persona vi farà qualcosa. Ecco, abbiamo anche questi ragazzi, io voglio che passi questo messaggio. Grazie ragazzi, veramente grazie, facciamo entrare i vostri insegnanti e professori. Intanto do la parola a Maria Dolores Secco. Scrivere per le vittime di violenza. Com'è nata questa voglia di scrivere appunto la violenza? Prego Maria Dolores. Allora, io ne avevamo già parlato, però io sono per prima una vittima e da vittima in una società dove mi dispiace dirlo, però è un po' tutto preso sotto gamba, ma soprattutto in questi ultimi anni se ne parla molto di più, ma quando io ero adolescente era diverso. Tutti si prendevano la libertà di raccontare la mia storia. Quanti anni sei stata vittima, Maria Dolores? Quanti anni avevi? Io ero piccola, purtroppo il carnefice era in casa, perché è mio padre, per cui ero piccola, però abbiamo avuto una storia familiare abbastanza travagliata. E io mi sono sentita di scrivere il mio primo libro dove raccontavo la mia di storia e mi riappropriavo della mia voce. Poi è stato tutto una valanga, perché poi sono stata contattata da altre donne che si sono sentite molto vicine a me, abbiamo condiviso esperienze e poi io volevo scrivere un altro libro che è nato come un elogio alle donne. Avevo preso 8 donne del Trevigiano e però quando le intervistavo mi rendevo conto che ognuno di loro aveva subito non l'ho neanche dovute cercare, proprio 8 donne che conosco. Come si intitola il libro, Maria Dolores? 9 volte me. E il primo? E la leggenda dei 40 giorni. E io ho intervistato queste 8 donne e un libro che doveva essere un elogio è diventato un libro di denuncia. Quindi questo libro poi ho aiutato l'Associazione Libera di Vivere di Barbara Bartolotti, perché è un'associazione che aiuta le donne vittime di violenza. E poi adesso da un anno è uscito Catfish, che appunto parla delle identità online e di quello che secondo me è un'altra violenza, no? Secondo me è proprio un'altra violenza, quella di creare un'identità fittizia online e quindi questo libro tratta di questo tema qui. A breve ne sto scrivendo un altro e questo tratta
anche altre tematiche che sono quelle razziali, però sempre con il tema della parità di genere. Senti Maria Dolores, sei una valanga, quanto c'è dentro di te che devi uscire? Ecco, forse scrivere, raccontare proprio tutta questa montagna di cose che hai dentro di te, che finalmente le fai uscire scrivendo questi libri e raccontando le storie che hai vissuto, che vivi, che senti. Quanto è importante è riuscire, ecco, a liberarsi anche scrivendo. Prego. Guarda, io per anni ho sofferto di depressione. Sono stata seguita in una struttura apposita, poi vabbè, mi sono sposata, ho avuto famiglia, ma poi a causa di una malattia genetica che mi ha causato vari aborti e mi ha portato quasi in fin di vita, e sono ricaduta nel baratro della depressione. Era una cosa abbastanza pesante, stavo proprio male. E scrivere mi ha aiutato tantissimo. Cioè io ho preso per c'è questa moda della parola resilienza, però in realtà io penso che se tu dai il dolore e non trai bellezza per aiutare gli altri, che poi è un aiuto egoistico, perché per aiutare gli altri aiuto me stessa, se tu dai il dolore e non trai bellezza è dolore sprecato. Sei sempre male per niente. Sai che guardandoti, Maria Dolores, mi sembra perfino impossibile quello che stai raccontando, quel sorriso che ti esce spontaneo, questi occhi che sorridono, guardatela, guardate, perché lei è così, cioè spontaneo, vedi che proprio il sorriso e gli occhi parlano. Sentiamo cosa ne pensano le due prof che abbiamo, la professoressa Giuliana Milana, sia dei ragazzi di questa Maria Dolores, che ha il coraggio di raccontare anche questa vicenda quasi incredibile, assurda, il proprio genitore, e soprattutto poi scrivere, ecco, riuscire a vivere in maniera diversa per diventare un negativo positivo nella scrittura, nei libri. Prego professoressa, cosa dice dei suoi ragazzi? Le ha sentite, professoressa Milana? Allora, io sono naturalmente molto orgogliosa dei miei ragazzi, perché rappresentano proprio quelli che sono i valori della nostra scuola. Sono consapevole del fatto che dobbiamo lavorare molto per sensibilizzare i ragazzi verso questi temi, perché quelli che avete visto oggi sono ragazzi di classi miste, quindi diciamo l'interazione ragazzo-ragazza diventa una cosa quotidiana. Dobbiamo lavorare di più su quelle classi prevalentemente maschili che nell'adolescenza non hanno ben chiaro come ci si deve comportare. Lo sappiamo, non è che siano tutte rose e fiori, però nella scuola ci lavoriamo molto su questi temi, lavoriamo molto anche sui temi dell'accettazione dell'omosessualità, perché diciamo bisogna spingersi sempre oltre, secondo me, eppure là troviamo sempre questo giudizio nei confronti di colui che è diverso da noi, che poi diverso non è, perché io ogni volta che mi capita di parlare con gli studenti dico sempre che nella nostra scuola il primo principio è il rispetto, e poi è appunto l'accettazione e il riconoscimento della diversità, che è sempre un valore aggiunto di qualunque natura essa sia, visto che abbiamo anche elevati, soprattutto nella sede dell'istituto professionale, abbiamo anche un numero elevato di ragazzi che sono immigrati o di prima o di seconda generazione. Perché? Perché sono molto convinta del fatto che mischiare le culture sia un valore aggiunto per tutti, e poi soprattutto portare loro verso i valori del nostro stile di vita italiano, perché comunque sia noi facciamo baluardo di questi principi, no? Dell'uguaglianza tra uomo e donna, dell'uguaglianza tra tutti noi. Ringrazio la scrittrice perché è grazie alle loro testimonianze che noi possiamo far crescere la consapevolezza, e vedo nelle ragazze, anche da mamma di ragazze adolescenti, una maggiore consapevolezza nei confronti del richiedere il rispetto che meritano e di segnalare queste situazioni di disagio nelle quali si possono trovare nell'ambito della loro classe, nell'ambito dei loro gruppi di amici. Purtroppo ecco, i carnefici sono a casa, per fortuna noi non ci troviamo in queste situazioni.
Generalmente quando le nostre docenti o i nostri docenti rilevano situazioni di disagio da parte degli studenti, siamo subito pronti ad intervenire, magari contattiamo le famiglie, magari suggeriamo di parlare con i docenti che svolgono il servizio CIC e loro li indirizzano agli psicologi. Quindi abbiamo costruito questa grossa, grazie pure ai fondi PNRR, come diceva giustamente la professoressa, questa grossa rete di supporto, proprio perché per noi è fondamentale sensibilizzare, è fondamentale aiutarli e appunto permettergli di esprimere se stessi e anche permettergli di esprimere i propri disagi. E dove vediamo che c'è da aggiustare il tiro interveniamo direttamente. Spesso ci capita, spesso non tantissimo per fortuna in realtà, ci capita di fare consigli di classe straordinari aperti a tutti gli studenti, a tutti i genitori, proprio perché quando si tratta di temi di questo genere, quindi del disagio che una studentessa o uno studente prova nei confronti di tutti i suoi compagni, è il caso di analizzarlo tutti insieme, quello che sta accadendo, per creare uno spunto di riflessione. È bello quello che sta dicendo professoressa Milana, perché fa capire quello che hanno detto i ragazzi, che anche voi siete d'accordo, più persone, non una o due persone, più persone che dialogano tra loro per trovare la soluzione. Professoressa Martorano, quanto importante è fare squadra, riuscire a far capire a questi ragazzi che c'è una squadra che li sta supportando, che non devono aver paura, che non devono aver timore di parlare, di sfogarsi e di aprirsi a voi. Prego, però bisogna avere la fiducia di questi ragazzi, non è semplice. Prego, professoressa Martorano. Allora, sicuramente il rapporto che si costruisce con i ragazzi è fondamentale, perché noi cerchiamo di seminare in un terreno e questo terreno ovviamente deve essere fertile. E poi la cosa più bella è vedere la testimonianza di questi ragazzi di quinta che hanno fatto un bellissimo percorso e che adesso possono raccogliere i frutti. Io volevo sottolineare come questa generazione di studenti e di ragazzi finalmente ha sfatato il mito del non chiedere aiuto, del non fare un percorso di psicoterapia, perché adesso il supporto psicologico è accessibile fortunatamente, sia grazie a quello che si fa a scuola con il servizio CIC, con la psicologa d'istituto, sia grazie proprio al supporto che c'è sul territorio, che è molto molto importante. E in questo percorso le testimonianze come quelle della scrittrice sono fondamentali, perché i ragazzi si sentono accolti, si sentono liberi di comunicare, liberi di presentare determinate problematiche. Quando vengono da noi a parlarci di determinati argomenti che per loro sono anche difficili da affrontare, trovano l'accoglienza, l'apertura, è il momento fondamentale, perché è proprio lì che cambia tutto. Poi è fondamentale anche la sinergia con le famiglie, perché nel momento in cui noi docenti veniamo a sapere di determinate situazioni, ovviamente immediatamente entriamo in contatto con la famiglia e si fa un percorso assieme anche allo studente. E poi, come dicevo, la cosa più importante è raccogliere i frutti, quindi i cambiamenti, tutto quello che riescono ad ottenere alla fine di questo percorso che fanno a scuola e nel momento in cui poi devono andare nel mondo del lavoro oppure all'università, perché la scuola è accogliente, quindi sicuramente li protegge, permette loro di crescere nel modo migliore, prima di ritrovarsi in un ambiente che altrimenti sarebbe sicuramente poco accogliente e allo stesso tempo molto disorientante per loro. Quindi la scuola si occupa proprio di questo ed è bello avere poi un villaggio intorno allo studente, tra la famiglia, le testimonianze, anche semplicemente tramite i social media oppure la televisione, di persone che si sono aperte, hanno comunicato e hanno affrontato e vinto determinate problematiche. Allora, Maria Dolores Secco, cosa vorresti chiedere, cosa vorresti dire a questi due insegnanti? Tu hai vissuto questa tragica esperienza che ti segnerà per tutta la vita, perché non la cancellerai mai, però sei riuscita a superarla grazie anche a questo studio, a questa scrittura. Ecco, cosa vorresti dire? Sei diventata mamma, perciò sai di cosa dovrai dire a tuo figlio, a tua figlia, ai figli che avrai e soprattutto agli insegnanti. Ecco, la scuola per te cos'è stata? Nel momento veramente che stavi crescendo, ecco, cosa vorresti dire? Prego, Maria Dolores. Io vorrei poter dire
che mi sono trovata bene come i ragazzi che abbiamo intervistato prima, ed era per questo che ero proprio contenta di sentirli parlare così. Purtroppo i miei anni di studi non sono stati idilliaci, ma proprio perché c'era una mentalità diversa, e stiamo parlando di 10 anni fa, non stiamo parlando di 15 anni fa, stiamo parlando di chissà quanto tempo fa. Però che io ero in una struttura seguita da psicologi e persone competenti, ero vista un po' fuori luogo, ecco. È bello sentire che la scuola è cambiata, è bello sentire che c'è un'apertura mentale, è bello sentire insegnanti così, che sono vicini ai propri alunni, perché io penso che sarebbe stato diverso il mio percorso scolastico se avessi avuto un supporto maggiore. Poi ovviamente non posso parlare per tutti gli insegnanti, perché con alcuni miei professori ho ancora un bellissimo rapporto, li sento, addirittura il mio primo libro, la mia professoressa di lettere, che era mia fan già alle superiori, lo ha letto ed era contentissima, però appunto il sistema scolastico è cambiato, può migliorare ancora secondo me, perché ci sono tanti punti, soprattutto da mamma li noto, dove possono lavorare ancora molto, però è buono il livello che c'è attualmente, soprattutto nell'attenzione del benessere mentale. Professoressa Milana, come commenta le parole di Maria Dolores? Bene, mi fa piacere che abbia apprezzato i nostri sforzi, perché io dico ai genitori quando li incontro che il mio obiettivo è che i ragazzi si sveglino contenti di venire a scuola la mattina, e quindi lavoro incessantemente con questo scopo, sia appunto cercando di trasmettere questo messaggio che noi ci siamo per loro, quindi nel momento in cui hanno bisogno basta chiedere aiuto e sicuramente troviamo il modo. Ma pure il ragazzo che sbaglia, gliel'ho detto tante volte, non è la prima volta che ne parliamo, non va condannato, gli va spiegato che quell'atteggiamento è scorretto e quindi è giusto comportarsi in un'altra maniera, perché di nuovo, come dico sempre, la nostra libertà finisce dove comincia quella dell'altro, quindi se l'altra persona è disturbata da un certo tipo di comportamento è opportuno correggerlo, e quindi il nostro lavoro quotidiano è proprio questo. E poi ecco, cerchiamo pure dal punto di vista tecnologico di implementare quanto abbiamo a disposizione, e quindi ora c'entra poco, però ecco, mi fa piacere, perché comunque per noi è un motivo di orgoglio. Domani inauguriamo un laboratorio ne avevamo già parlato, appunto, finalmente inauguriamo il laboratorio delle colture idroponiche, quindi cerchiamo pure, soprattutto in una scuola tecnologica come la nostra, di metterli davanti a delle innovazioni che gli consentano di fare pure le scelte per il proprio futuro, perché non dimentichiamoci che loro qua sono il nostro futuro. Si ricordi, prof, che dobbiamo fare quella gita a Crocetta del Montello, andare a vedere questa azienda agricola? Si ricorda che gliel'avevo detto che anche, ecco, ci terrei tanto a fare un giro con i ragazzi, perché è molto importante a mio avviso vedere cosa si riesce a fare anche andando all'estero, studiando, vedendo e riportando poi quello che si è visto. È molto importante a mio avviso far capire anche a questi ragazzi, toccare con mano quella che è la realtà anche oltre la scuola, ecco, sia all'interno della scuola ma anche oltre alla scuola. Professoressa Martorano, ha sentito i ragazzi cosa hanno detto? Famiglia, amici. E chi non ha famiglia, professoressa, cosa facciamo? Questi ragazzi che non hanno la fortuna di finire la scuola e di avere una famiglia che li accoglie, di passare delle feste serene. Io ho portato il caso di quella bambina ieri al banco solidale, questa bambina di colore scuro che si è vista respinta in portineria, che stava venendo a prendere il pellet con la mamma per riscaldarsi perché non hanno la possibilità, e si è vista respinta. Ecco, questo no che rimarrà sempre impresso, questa umiliazione. Già venire al banco per loro, all'Emporio Solidale, è già un percorso difficile per un ragazzo, perché c'è la vergogna, è la vergogna di farsi vedere. Eppure queste mamme, come ha detto Sandro, le mamme più che i papà, se li portano appresso questi bambini, questi ragazzini. Anche adesso che finiranno le scuole io li vedo, tanto è vero che abbiamo preparato tutti i doni, i giocattoli,
però non riesco a vedere il sorriso in alcuni di loro. Sono di una tristezza profonda, una tristezza incredibile, come la bambina che ho visto ieri, la ragazzina che ho visto ieri. Cosa si può fare anche per far capire a qualcuno che ci deve essere un accompagnamento? Da soli non ce la potete fare, voi non potete essere presenti dappertutto con tutti e sempre. Cosa si potrebbe fare per cercare di aiutare quei ragazzi che non hanno la fortuna di Agnese, Sandro e di altri? Prego, professoressa Martorano. Allora, diciamo che in questi anni abbiamo visto tante situazioni nel nostro istituto in cui era importante fare rete. Come dicevo, la scuola non può essere da sola, è importante che faccia rete anche con il territorio e in particolare mi collego anche a quanto ha detto Agnese, le associazioni di volontariato con cui noi collaboriamo, le cooperative con cui collaboriamo sono fondamentali in questo senso, perché nel momento in cui la scuola chiude per le vacanze è fondamentale il supporto che viene dato grazie a tutte le associazioni del terzo settore che svolgono un lavoro incredibile sul nostro territorio. Ed è proprio lì che dobbiamo sicuramente sensibilizzare, quindi sicuramente collaborare con loro, facciamo tantissimi progetti anche sul tema del volontariato e in questo ci possono aiutare gli stessi studenti a non lasciar soli gli altri, magari anche accogliere in famiglia altri studenti che non hanno questa fortuna. E d'altra parte noi come scuola durante l'anno cerchiamo anche di attivare dei progetti anche per il PNRR antidispersione scolastica, perché purtroppo sono spesso gli studenti che non hanno questo supporto familiare a disperdersi, quindi a non frequentare più la scuola, e abbiamo visto cosa significa la scuola per loro. Significa avere amici, avere compagni con cui condividere un percorso, significa non prendere delle cattive strade, quindi noi diamo tantissimo valore a questo e anche organizzare dei progetti pomeridiani per far stare a scuola o supportare per il metodo di studio chi invece non è seguito a casa per noi è fondamentale. Quindi veramente un grosso ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato che collaborano con noi e a tutti i ragazzi della nostra scuola che ne fanno parte. Se qualcuno vuole adesso che è in vacanza, diteglielo pure, ha voglia di venire a aiutare anche l'Emporio Solidale, anche agli orti sociali, che c'è sempre da fare, anche se è freddo, neve, piove, noi lavoriamo sempre comunque, perciò se qualcuno durante le vacanze ha voglia di venirci a trovare, noi siamo aperti a chiunque e così li impieghiamo anche a capire cosa vuol dire anche essere diverso, magari con Giulio, col nostro volontario che di diversità ne può fare una bandiera e anche insegnare a loro che si può vincere anche se non si hanno le mani, le gambe, ma si è vincente. È l'unico al mondo che ha la patente di moto, pensate, ed è una cosa meravigliosa. Perciò, visto che parliamo anche di tecnica, di meccanica, magari andare a vedere cosa riesce a fare Fulvio senza mani e senza gambe, forse rimarranno anche loro sconvolti, diranno ma forse ce la posso fare anch'io, come ha già detto un ragazzo. Sa Mirella, ero depresso, ho visto Fulvio, mi è passato tutto, questa sera vado a letto e forse dico che sono stato scemo perché non riuscivo a capire veramente la fortuna di avere quello che ho. È molto importante fare questi contatti. Maria Dolores, cosa vuoi dire a questi insegnanti, come ci lasci, che auguri vuoi fare? E soprattutto, Maria Dolores, io ti devo dire veramente grazie per esistere, grazie per far capire che se ci credi in te stessa ce la puoi fare, riesci a superare anche le più grandi avversità che ti possono capitare. Il problema è credere, nonostante anche la depressione, tu l'hai spiegata molto bene, che per non una volta ma più volte ha cercato di annientarti e sei riuscita a superarla. Io penso anche grazie allo studio che hai fatto, a questo scrivere e a questi libri che poi leggeremo. Prego Maria Dolores. Prima si parlava di rete sociale nell'aiutare. Io nel mio piccolo, per quello che tratto, io vado nelle scuole e parlo con i ragazzi. È stata una gioia quando sono scesa in Lazio e una ragazza mi ha detto che è riuscita a denunciare il suo carnefice, che era parte della sua famiglia, dopo aver letto Ho preso coraggio con un mio libro, quindi anche se ne aiuto solo una di persona, per me è un successo. Quindi nel mio piccolo questo è il mio modo di fare rete, perché parlo di quello che conosco, quello che ho vissuto e questo posso dare e magari è poco, però
è quello che riesco e quindi questo è il mio modo. Ringrazio gli insegnanti perché i ragazzi che ho sentito sono in gamba ed è vero, non è una generazione marcia, bruciata come dicono, ma è una generazione che può dare veramente tanto e auguro a tutti delle buone feste, di passarle felicemente in famiglia, in un clima sereno e vi saluto con tutto il cuore, vi do un grande abbraccio. Grazie Maria Dolores Secco, grazie di esistere, di essere stata con noi, ti ringrazio veramente, spero di averti anche in presenza la prossima volta perché io continuerò a parlare non solo il 25 novembre, io ne parlo prima, ne parlo dopo, ne parlo quasi sempre, quasi tutti i giorni di questa rabbia, di questa violenza di genere, perché non si può parlare solo il 25 novembre, visto i numeri che abbiamo sarà utile riflettere e far parlare anche gli uomini soprattutto. Senti Maria Dolores, lo so che è una cosa che forse ti imbarazza un po', ma io te la devo chiedere. A questo padre che ti ha violentata, una parola che useresti adesso a Natale, allora, che parola... Io sono molestata, la violenza è venuta, che è sempre comunque una violenza, perché la molestia è una violenza, sessuale a tutti gli effetti, a me è andata bene. Diciamo che io sono l'ultima di 4 e a me è andata bene. Non voglio andare oltre. E non devi andare oltre, ma la parola che useresti, ad esempio, tu sei una scrittrice, che parola useresti per questi carnefici che ci sono anche oggi, anche domani, anche dopodomani? Una sola parola, cosa vorresti scrivere in questa parola? Indegni. Indegni. No, perché mostri non si possono chiamare mostri. Perché hanno 2 gambe, 2 braccia, un viso, un naso, 2 occhi. Molto spesso sono persone pulite. Mio padre era un grande lavoratore, visto da fuori era un ottimo padre di famiglia, capofabbrica, per cui all'epoca era il signore che non avrebbe mai fatto nulla di sbagliato. E quindi non mi indegni. Quando tu togli la dignità a una persona, gli hai tolto tutto. Ecco, queste persone tolgono la dignità agli altri, ma non si rendono conto che togliendola agli altri la tolgono anche a se stessi. Grazie veramente Maria Dolores e grazie per questa parola. L'hai proprio azzeccata, sai, indegni. Sei indegno di me, sei indegno di quello che rappresenti. Grazie Maria Dolores, cara, passa un sereno Natale a te e tutta la famiglia. Leggete i libri di Maria Dolores, prego la regia di mandare in l'ombra questi titoli, questi libri, perché veramente sono parole che fanno capire molte cose. Questo sguardo, questa rosa, abbiamo visto la farfalla, la rosa, c'è sempre la farfalla, questo insetto che vola leggero, eccola qua, guardate. Molte donne usano la farfalla per difendersi, per far capire che sono farfalle delicate, queste figure femminili, che basta toccarle nella maniera sbagliata e succede il finimondo. Grazie cara Maria Dolores Secco. Sentiamo come ti salutano le 2 professoresse. Professoressa Milana, cosa vuole dire alla nostra Maria Dolores? Bene, di continuare a diciamo, diffondere questo messaggio positivo, perché così le ragazze, prendendo esempio da lei, sicuramente avranno il coraggio di manifestare quello che c'è che non va, e questo, parlarne e denunciare, è una delle più grandi soluzioni. Professoressa Martorano, come vuole salutare Maria Dolores? Allora, sicuramente un ringraziamento, perché quello che fa ha un valore inestimabile ed è un valore a cascata, come diceva anche lei, non solo per chi la conosce ma anche per tutti coloro che leggono i suoi libri. E poi anche un in bocca al lupo come mamma, visto che è un percorso difficile, anche io sono una mamma da poco e quindi so che abbiamo un grosso compito e dovremo essere all'altezza di questo compito, quindi ancora grazie. Grazie anche a queste ospiti incredibili che ho avuto questa mattina, grazie veramente per quello che fate tutte, per quello che fa la scuola, per quello che cerca di fare anche la famiglia, quella che finalmente ha capito che ci deve essere. 2 parole importanti che abbiamo sentito dai ragazzi è proprio famiglia,
scuola e amici, perciò più chiari di così non possono essere. Al primo posto hanno messo la famiglia, questa è la verità, perciò questa parola proprio li intriga molto e dobbiamo capire, forse anche noi, quelli che non ce l'hanno, di rimanere vicini e di aiutarli per fare famiglia con una squadra magari diversa. Grazie, 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 pubblicità. Graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Callalta. Grazie sindaco di essere con noi. Saluto anche da Milano il professor Fabrizio Pregliasco, virologo. Grazie professore, grazie. Quante domande professore, quante... Partiamo proprio dal professore, visto che il tema è molto caldo, questi virus, adesso c'è questo del Congo, c'è poca informazione, adesso ci sono quelli che non si sono vaccinati. Io ho ricevuto anche telefonate, professore, che sembra che non dovranno pagare queste sanzioni, molti sono arrabbiati, e soprattutto chi si deve vaccinare. Professor Pregliasco, la influenza che sembra che sia più pericolosa del Covid a questo punto, cosa ci racconta professor Pregliasco? Così anche la sindaca ascolta un addetto ai lavori importantissimo. Prego professore. È un piacere essere ancora una volta con voi. Effettivamente la nostra stagione influenzale sta cominciando, per fortuna non così pesantemente come temevamo nelle prime previsioni, diciamo, pre-invernali, perché per fortuna ad oggi quella variante che un po' ci ha spaventato in ottobre, forse gli ascoltatori ne hanno sentito parlare, il virus influenzale H3N2 australiano, che come dire, è quello che determina nell'ambito delle infezioni respiratorie e di quelle dell'influenza i casi più pesanti. Ad oggi è presente in parte negli isolamenti che si stanno susseguendo, ma soprattutto ce n'è un'altra versione, la sigla è H1N1, ma questo insomma è un aspetto tecnico, che è cattiva sì, ma non così tanto. Vedremo però come procederà il periodo anche invernale in termini di temperature, perché se il freddo che ormai si fa sentire rimarrà intenso, prolungato, e poi le vacanze, i momenti belli che finalmente ormai possiamo fare dopo il periodo buio del Covid, di viaggi, baci e abbracci, sono belli, sono necessari quanto massimo possibile, ma purtroppo sappiamo che sono facilitanti quella che è la diffusione della stagione influenzale. Quindi se tra gli ascoltatori ci sono persone fragili, persone più avanti con l'età, persone appunto di qualsiasi età con problemi cardiaci, respiratori e che non si sono ancora vaccinati contro l'influenza, possono, ed è bene che lo facciano, perché la copertura dopo l'iniezione c'è già da 10 giorni in poi. Io suggerisco anche alle persone più fragili di eseguire un richiamo anche per la vaccinazione Covid, che ora è in una composizione aggiornata alle varianti che purtroppo stanno continuando a circolare. Di Covid se ne parla a mio avviso fin troppo poco, ma è presente, ovviamente è diventato un virus meno cattivo, però fa ancora male e può farlo, e lo dimostra dai numeri, perché oltre 50 persone a settimana decedono per Covid. Sono persone anziane, però voglio dire, sono persone che se non inciampano in questo virus hanno una speranza di vita ancora possibile. Quindi per le persone appunto più fragili io suggerisco, se ancora non l'hanno fatto, si può fare nella stessa seduta della vaccinazione antinfluenzale o comunque a parte. Quindi per i fragilissimi, diciamo così, molto anziani, questi richiami vaccinali sono a mio avviso importanti. Al di là di quel che se ne dice del vaccino anti-Covid e anche del vaccino antinfluenzale, i dati evidenziano una ottima sicurezza. Ci sono eventi avversi, non si devono nascondere, non si possono e non si vogliono nascondere, ma sono oggettivamente non rilevanti. Purtroppo, soprattutto per il vaccino Covid, ci sono delle fake news, come si dice, no? Comunicazioni che evidenziano, sbagliando perché i dati non ci sono, scientifici,
il fatto che appunto determinano cose devastanti e morti a tutto spiano, perché purtroppo quelle morti improvvise c'erano sempre avute prima, anzi finalmente se ne parla per prevenirle su altri versanti, non tanto non eseguendo la vaccinazione, ma su altri aspetti riguardanti la prevenzione in ambito cardiologico e che però vengono associate ingiustamente a questa vaccinazione. Senta, professor Pregliasco, noi abbiamo un sindaco qui presente, una sindaca donna. I sindaci sono responsabili della salute dei cittadini, dove queste fragilità spesso si rivolgono a loro. Ecco, cosa direbbe a questi sindaci che hanno questa patata bollente? Perché poi alla fine sono loro che rispondono e che incontrano queste persone, anche quelle che sono anche molto dubbiose, che hanno paura, la paura. Prego, sindaco, cosa vorrebbe dire a questa sindaca che è qui vicino a me, a Valentina Perin? I sindaci io credo siano dei volontari con la V maiuscola nell'essere, come dire, le persone più vicine alla comunità in tutti i momenti. Quando c'è stato il Covid è stato un esempio veramente incredibile di dedizione di tutti coloro che erano in carica in quel momento, ma al di là di questo, anche per conoscenze dirette, familiari, insomma, vedo che il sindaco credo sia l'elemento simbolico più importante della nostra struttura nazionale e della coesione sociale. Io credo che appunto il sindaco sull'ambito della salute ha elementi complementari, perché ha l'aiuto, tra virgolette, tecnico delle USL, delle ASL, a seconda insomma della regione, ma comunque delle strutture del servizio sanitario regionale. Però sicuramente, per esempio sulla vaccinazione, ma penso che sia stato fatto anche nel comune della sindaca, un aiuto anche per ambulatori, diciamo momenti di facilitazione dell'esecuzione della vaccinazione, piuttosto che momenti di formazione all'educazione alla salute, all'educazione sanitaria dei propri cittadini. Sindaco, a lei la parola. Beh, devo dire che quest'anno, ma come tutti gli anni, mettiamo sempre a disposizione dei locali pubblici proprio per consentire ai medici e anche ai loro pazienti una vaccinazione più semplice, un accesso diretto, quindi senza prenotazione, senza troppa burocrazia, proprio per cercare di favorire questo processo e quindi la prevenzione, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione. E poi concordo, ed è una delle mission che anche noi come amministrazione ci siamo dati, che è quella di cercare di portare avanti tutte le iniziative volte proprio ad una campagna di prevenzione. I mesi di ottobre e novembre sono proprio stati interessati in questo senso, collaborando con le associazioni locali Avis, Aido piuttosto che Croce Rossa, proprio per far capire ai nostri concittadini quanto sia importante prendersi cura di se stessi. E questo credo che sia un messaggio molto importante. Un'altra delle iniziative che abbiamo messo in campo è stata quella di offrire uno screening cardiologico ai nostri concittadini e appunto durante questa iniziativa abbiamo scoperto che molti di questi non lo avevano nemmeno mai fatto, che per noi è una cosa così semplice, la diamo quasi per scontato, e invece molte volte si rivela come un elemento di non controllo continuo e costante, e dopo molte volte si può inceppare anche in qualche patologia nascosta che talvolta si manifesta con invece degli effetti molto più amplificati. Durante appunto questa giornata uno dei pazienti, uno dei nostri concittadini è anche stato portato proprio in pronto soccorso per degli ulteriori accertamenti. Quindi questo per far capire quanto sia importante mettere in campo e soprattutto vicino alla gente delle iniziative che mettano in relazione le associazioni locali, ma soprattutto la medicina. Oggi forse siamo un po' scoraggiati da quello che ci possono offrire sotto questo profilo, perché sentiamo sempre i lunghi tempi d'attesa, la carenza di medici. Anche nel nostro territorio comunale i medici di base sono carenti e siamo costantemente alla ricerca, ci appelliamo, abbiamo anche messo in campo delle agevolazioni proprio per cercare di attrarli sul nostro territorio. Però questo non deve far sì che noi in prima persona facciamo tutta quella campagna di prevenzione, non solamente diciamo così a parole, ma proprio sul campo, proprio mettendoci noi in prima persona a voler prenderci cura della nostra salute. E credo che anche avere la possibilità di avere
dei personaggi, il dottore in questa trasmissione qui, sia sicuramente a vantaggio di tutti gli ascoltatori che molte volte, come si diceva, sono scettici di fronte alla medicina perché si sentono sempre le due campane, ma c'è bisogno di avere un indirizzo preciso e anche un'iniezione di fiducia, perché oggi la medicina ci salva la vita. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Allora, io penso questo, no? Che a parte qualche eccesso o forse errore nelle misure prese durante il lockdown, mi sono stato favorevolissimo alla vaccinazione per un motivo semplice: appariva come l'unica difesa dal virus. Ma appunto la domanda veloce che pongo al dottore, no? Per conoscere lo stato dell'arte attuale, ma la scienza in questo momento come difesa, lotta contro i virus, ha ancora sempre solo la vaccinazione o sta avanzando anche qualche altra forma di cura alternativa alla vaccinazione per fermare o combattere i virus? Grazie per la risposta, buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego professor Pregliasco. È una ottima domanda. Diciamo che la prevenzione, quindi l'evitamento della malattia, vede ancora come possibile azione preventiva la vaccinazione, con i suoi limiti di efficacia, con una quota non così spaventosa, ma comunque di eventi avversi, ma non così pesantemente, realmente così pesanti come magari nella comunità, e anche qualche, a mio avviso, ricercatore in malafede ha instillato dal punto di vista generale. E quindi sicuramente, ma questo vale in generale non solo per il Covid ma per altre malattie infettive, lo stile di vita, l'attività fisica, l'alimentazione corretta è elemento importante di prevenzione. Dal punto di vista della cura, anche qui sul Covid in particolare, all'inizio, nei momenti tristi, ci sono state opinioni di utilità, di efficacia di farmaci che in quel momento d'emergenza, a mio avviso, era anche giusto provare a utilizzare: idrossiclorochina, ivermectina, altri farmaci o l'azitromicina, eccetera, che però poi, come accade nell'ambito della ricerca medica scientifica, non sono stati validati. Oggi, dal punto di vista sostanzialmente terapeutico, quindi quando si è colpiti, oltre alla ben consolidata terapia antinfiammatoria per modulare la risposta immunitaria e far decorrere la malattia in modo meno pesante, c'è un farmaco, Paxlovid, che è un farmaco per uso orale, quindi senza particolari difficoltà nella somministrazione e anche nella prescrizione, perché lo può fare il medico di famiglia, il medico di base, la prescrizione in caso di positività a un test Covid in presenza di una forma respiratoria, e questo direi ha aiutato a ridurre molto la mortalità per questa patologia. Quindi Pregliasco, si combatte molto, si parla molto di tumore, la ricerca ha fatto passi da gigante, anche la scienza, però il problema sono i virus che anche abbiamo sentito dal Congo, è arrivato anche questo virus. Ecco, siamo abbastanza preparati? Ieri ho avuto il dottor Leoni, non mi ricordo cosa la parola perché io non sono esperta come voi, il protocollo pandemico, il sistema non è stato cambiato, non si capisce perché si vada così a rilento su una cosa invece utilissima da farsi e da cambiare. Cosa ci dice professor Pregliasco? Allora, è vero, il piano pandemico per motivi politici e per approcci diversi da parte di alcuni partiti della maggioranza non ha ancora visto la luce. Ci sarebbe da raccontare un po' retroscena o altre questioni, ma direi creano solo potenziali dissapori nella comunità. Io credo che però una certa esperienza pratica ce la siamo dovuta fare, perché i servizi di prevenzione hanno dovuto gestire quell'emergenza nuotando, come imparare a nuotare buttati nell'acqua alta, no? A volte qualche genitore lo fa con i propri figlioletti piccoli, no? E comunque sia,
proprio per dire la polemica anche che c'è stata, il piano pandemico, anche se fosse stato aggiornato, io credo che la situazione del Covid nei primi momenti è stata, come dire, devastante, non bastava nessun piano per contenere la prima botta, diciamo così, no? Perché uno può fare un protocollo, una prevenzione per delle onde alte 2-5 metri, ma nel momento in cui l'onda, uno tsunami di 30 metri arriva su una spiaggia, non è che ci siano protocolli per dire spostiamoci un po' più a destra o andiamo 120 metri indietro. Ecco, non so se rendo l'idea di questa metafora, no? Quindi di sicuro i primi momenti sono stati comunque devastanti. È chiaro che un'organizzazione, io spero che oggi proprio pratica, ma questo l'ho vista nell'operatività di quei momenti e oggi consolidata, ci dovrebbe dare una capacità di risposta migliore rispetto al passato. Il Congo è una condizione che noi conoscevamo, sia perché quel posto veramente è terrificante, poverissimi, malnutriti, guerriglie interne, in questo momento la stagione delle piogge, vie impercorribili per arrivare sul posto, tanto che anche i colleghi dell'OMS hanno difficoltà a gestire, diciamo così, la situazione d'emergenza. E anzi, questa situazione triste, io spero, mette in evidenza la trucidezza della vita in quei contesti, che non è umana, no? E in più è anche una fregatura per noi, perché il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, l'ex-Zaire, l'Angola, quelle diciamo nazioni del Corno d'Africa ci hanno fatto anche far venire fuori Ebola, tifo, altri guai. Ora si sta via via, diciamo, speriamo, circoscrivendo la situazione in quel territorio, speriamo che delle analisi ci dimostrino cosa c'è. Alcuni campioni, pochi purtroppo, hanno dimostrato una positività in queste situazioni della malaria, che è una delle patologie note che temevamo potesse esserci di mezzo, anche se la sintomatologia di queste manifestazioni non si spiega completamente con una positività alla malaria. Probabilmente c'è la copresenza magari anche qui di un virus respiratorio, magari mutato, però davvero in questo momento ci sono solo congetture di ipotesi che devono essere, come dire, validate dal laboratorio. Devo dire che situazioni del genere, appunto come accennavo, in quei territori e non solo nel mondo, noi negli anni le abbiamo conosciute, ma rimanevano, no, nel circuito degli specialisti. Ora, con la sensibilità anche della popolazione, della comunità verso questi problemi, no, scottati da quello che è stato il Covid, tutto ciò è arrivato ai media generalisti, insomma anche a trasmissioni appunto come la vostra, di divulgazione e di comunicazione da parte appunto della comunità. Ben venga questo, perché ci fa ricordare che siamo fragili, che la natura noi come scienza, come medicina la inseguiamo e non è facile inseguire, perché va avanti senza tanti complimenti, con new entry o vecchie cose che ritornano e che quindi diano questa percezione ai cittadini che siamo comunque, che se ne dica, fragili. È chiaro che siamo anche in buone mani, professor Pregliasco, perché se ascoltiamo gli addetti ai lavori che siete voi, che avete studiato, che siete competenti in materia, allora forse dobbiamo fare anche qualche riflessione e capire che dobbiamo ascoltare, non sentire ma ascoltare chi ci dà delle buone nozioni, chi ci aiuta a vivere sani, a guarire e si prende cura di noi. Abbiamo sentito, Sindaco, questo professore, la pacatezza, la sensibilità e soprattutto la gentilezza, e glielo dico perché se lo merita, che ha sempre, quando spiega le cose, quando tu ti approcci per capire, per sapere,
perché come ha detto il professore l'importanza è che molte persone ascoltano e dobbiamo dare dei messaggi corretti. Il messaggio di Natale è quello della gentilezza. Io direi che lei sta cercando, anche lei sindaco, di fare qualcosa di importante, di utile, proprio cercando di usare questa parola, gentilezza. Prego, cosa succede? Cosa è successo con questa parola? Allora, questa parola gentilezza ci ha fatto molto riflettere e allora l'amministrazione comunale di San Biagio ha voluto dare avvio a questo progetto, Regalo Donato, che si ispira al libro Il Pacchetto Rosso. Attraverso questo progetto abbiamo coinvolto tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio e anche le associazioni. L'obiettivo era proprio lo scambio di doni per far capire l'importanza dell'essere gentili e altruisti con l'altro, quindi non tanto cosa il regalo in sé contiene, ma cosa lo scambio di pacchetti può comunicare. E devo dire che lo scorso 1° dicembre in Piazza Tobagi, quando abbiamo organizzato l'accensione dell'albero, e c'è stato proprio questo scambio perché i bambini fra loro hanno preparato queste scatole con all'interno un biglietto di auguri gentile, quindi da loro preparato, un oggetto dolce, uno colorato, uno caldo, si sono scambiati i regali, si è percepito veramente tanta emozione nei loro occhi perché l'attesa di ricevere il pacchetto preparato con amore e compassione da un altro compagno in loro ha suscitato una grande gioia. Qualcuno non ha visto l'ora insomma di scartarlo e quindi in seduta stante l'ha aperto, invece qualcuno proprio con cura lo sta conservando sotto l'albero proprio per aspettare il grande giorno, quindi a Natale, di aprirlo in famiglia. E devo dire che è stato ancora più bello perché poi tutte queste scuole hanno preparato un ulteriore pacco da donare alle associazioni del territorio. Tutte le associazioni di volontariato che ogni giorno si prodigano per la nostra comunità dedicano il loro tempo alle persone più bisognose piuttosto che per allietare anche i bambini stessi con le letture animate in biblioteca o con l'organizzazione di giochi, laboratori e quant'altro, e quindi il fatto proprio di dare qualcosa a loro. Qualche scuola ha preparato dei bellissimi cartelloni con delle frasi significative, qualcuno appunto con tutte le loro manine colorate, un grande albero di Natale. Devo dire che le associazioni hanno molto apprezzato questo, anche tutta la comunità che non vede l'ora di ripetere l'iniziativa, e credo che questo messaggio qui, proprio di puntare non sull'oggetto fisico in sé ma sul messaggio che si vuole dare con questo scambio, con queste iniziative, su far capire proprio ai più piccoli che l'importante è proprio essere gentile e buone verso l'altro, siano dei messaggi importanti per una società sicuramente migliore di quella di oggi. È anche vero però, Sindaco, che lei ha fatto una cosa importante. Con la parola gentilezza e mettendo in pratica questa parola, lei ha emozionato. I bambini si sono emozionati, i genitori si sono emozionati, i nonni si sono emozionati, la comunità si è emozionata. Quanto importante è vedere l'emozione su un momento molto difficile, dove le emozioni sono più negative che positive, ma emozionare è importante. Quanto per lei questo regalo che lei ha ricevuto, perché sono loro che hanno fatto il regalo a lei, di essere riuscita a emozionarli? Prego. No, veramente. Infatti io penso che davvero in un'amministrazione le opere pubbliche siano importanti, perché forse sono quelle più visibili agli occhi dei cittadini, quando in realtà in effetti, come diceva lei Mirella, l'emozione diciamo non ha prezzo e proprio ripaga qualsiasi cosa, perché i momenti in piazza di comunità con tante famiglie, si emoziona anche la mi sindaca, emoziona anche io, è vero. Sì. Vedere proprio tante famiglie che vengono con i nonni, con i bambini più piccoli, tutti quanti insieme, che anche quando semplicemente l'albero si è acceso c'è questo bellissimo boato, i bambini che corrono, si divertono, c'è questa spensieratezza, credo che valga molto di più di tantissimi altri soldi investiti in delle cose che magari agli occhi, come dicevo prima, delle persone sono più tangibili, perché sono più concrete, ma che magari ritornano a livello proprio emozionale, a livello di comunità meno. E quindi per questo anche il cercare di fare rete con i territori. Noi abbiamo un territorio con tante frazioni, credo sia importante, perché mettere tutti
tutti questi tasselli insieme e in connessione fa sentire tutti più forti e fa creare dei bellissimi momenti che ci insegnano l'aiuto reciproco, che è una delle cose che un po' alla volta viene meno, perché una volta avevamo proprio dei tempi, una società diversa, e invece devono rimanere quei pilastri, perché nel momento di bisogno so che ho qualcuno a cui poter chiedere aiuto o, quando ha bisogno lui, tendere la mano. E quindi questi gesti di ricambio, di gentilezza, di mettersi a disposizione e di emozionarsi insieme veramente ripagano tanti sforzi, tanti sacrifici che oggi i tempi insomma ci mettono veramente a dura prova. Professor Pregliasco, quando si è emozionato, quando vi siete emozionati? Io penso nel momento che siete riusciti a raggiungere l'obiettivo, che è arrivato questo vaccino. Il problema è che all'inizio, ecco, tutti speravano che arrivasse, poi è passato del tempo perché non era facile e qualcuno ha preso un altro percorso e ha messo in difficoltà anche voi, perciò l'emozione di vedere finalmente arrivare questo vaccino che salvava veramente tante vite, e dall'altro la delusione di vedere anche dei vostri colleghi che negavano l'evidenza dei fatti. Prego, professor Pregliasco, l'emozione. Che emozione ha oggi, professore? Ho ancora degli effetti collaterali e molta tristezza, e anche, diciamo, effetti collaterali sulla mia vita, perché avendo in qualche modo comunicato, no, la divulgazione dell'opportunità della vaccinazione, ora non vado più in metropolitana Milano, in alcune occasioni pubbliche mi hanno tirato i sassi, gli ether sui social sono sempre più aggressivi, anche alla luce di alcuni accadimenti internazionali e nazionali, no? Per esempio Trump è sempre stato, pur avendo finanziato la ricerca scientifica che ha permesso l'arrivo veloce dei vaccini, cosa che poi non ha neanche tanto comunicato anche nella ultima sua campagna elettorale, ma è stato veramente determinante, però molto, diciamo, nella pratica negazionista, e in più sembra voler piazzare veramente un personaggio incredibile come, diciamo, ministro della sanità. E poi purtroppo una parte della maggioranza attuale che in qualche modo continua a strizzare l'occhio sui Novax. Io capisco che un po' di persone siano esitanti, perché il vaccino è proprio in generale, l'ho detto anche in questa trasmissione in altre occasioni, no? La vaccinazione è un approccio difficile. Se uno sta male, ha un dolore acuto, ingurgita qualsiasi farmaco, perché capisce che, cioè spera che qualcosa gli possa servire per ridurre i suoi guai. Il vaccino invece è un approccio, come dire, più difficile. Uno sta bene, sente parole negative, per esempio in particolare sulla vaccinazione per il Covid, troppo presto, la genetica, il 5G, altre sciocchezze pazzesche, ma giustamente però, no, il rumore di fondo può allontanare il vaccino. In mezzo a queste persone, e che io comprendo nella loro esitazione, che possono essere un 10-15% della popolazione generale, guardando anche la quota dei vaccinati nella prima fase, c'è un gruppo rumoroso, facinoroso, ideologicamente contrario, impermeabile a qualsiasi possibilità di discussione, che incredibilmente anche recentemente diciamo sta ricevendo, come dire, una gratificazione, tra l'altro abbastanza buffa, nel senso che chi, diciamo, in modo pragmatico non si è vaccinato e che ha pagato quelle 100 euro di tasse, adesso si vede pure gabbato, perché quello che sta passando adesso, se non sarà modificato, è il furbo che se n'è fregato delle disposizioni di una legge che comunque in quel momento, in questo momento, è una legge dello Stato. Quindi io dico, un cittadino le leggi dello Stato le deve rispettare, punto. Poi ci possono essere leggi giuste, sbagliate, riconoscerle sbagliate, eccetera, o come in questo caso la maggioranza ha deciso così, perché peraltro, dico un po' così, questi politici hanno fatto su questo argomento ciò che avevano detto, perché alcune forze politiche del centrodestra erano dubbiose sulla vaccinazione, l'opportunità della vaccinazione, per chi farlo, eccetera, e ora hanno avuto anche il consenso maggioritario popolare, quindi
realizzano ciò che è, però lo realizzano a mio avviso male, e credo che questa cosa potrebbe starci in una pacificazione, no? Perché dopo le guerre, se per il Covid è stata una guerra, si arriva all'amnistia, però deve essere un percorso corretto. Io tristemente invece constato che sempre una parte della maggioranza, non tutta devo dire, invece continua a far sobbollire queste negatività che creano davvero disaffezione soprattutto alla ricerca scientifica. Professore, grazie, veramente grazie, devo chiudere perché sono in chiusura, la ringrazio per questo messaggio che sta cercando di fare da persona competente, preparata, da studioso, e perciò qualcuno deve anche ascoltare. Grazie veramente, veramente buone feste, professor Pregliasco. Veloce un saluto e auguro un buon Natale come lo augura il sindaco Valentina Pillon. Beh, intanto ringrazio Mirella per questa opportunità, perché sono importanti per i nostri territori, e ci tengo a fare un augurio a tutte le persone e soprattutto di speranza per chi oggi sta passando dei momenti difficili, sapendo che non solo i sindaci ma tutti gli amministratori sono sempre a disposizione, sempre vicini, soprattutto a chi ha bisogno di aiuto. Quindi che questo Natale porti davvero tanta gioia e serenità, e l'anno nuovo sia un anno di messaggi positivi. Grazie anche al sindaco Valentina Pillon con questi auguri di Natale che noi faremo ormai quasi tutti i giorni, perché sono i sindaci in prima linea e sono quelli che forse ce la mettono tutta per far passare un sereno Natale anche alle fragilità. Grazie, a pranzo con la proposta di Mirella. Parmigiana di melanzane e alici. Esistono diverse varietà di melanzane, quelle a frutto lungo, a frutto ovale, a frutto tondo. Le melanzane di forma allungata sono migliori da preparare ripiene o per bastoncini e dadini. Quelle di forma rotonda o ovaleggiante sono le più adatte per essere affettate e fritte. Ingredienti per 4 persone: 2 melanzane lunghe, 2 tuorli d'uovo, 100 g di alici lavate e diliscate, 100 g di fior di latte, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di capperi sotto sale, 4 pomodorini, semi di finocchio, prezzemolo, basilico, sale e pepe. Dissalate i capperi, asciugateli e teneteli da parte. Frullate le alici, i semi di finocchio, i capperi e il prezzemolo fino a quando non si è formato un impasto morbido. Salate e pepate. Battete i tuorli d'uovo. Senza togliere la buccia, tagliate le melanzane nel senso della lunghezza, in modo da ricavarne delle fette dello spessore di mezzo centimetro. Infarinate le fette di melanzane. Immergete nell'uovo le fette di melanzane da ambo i lati. Friggetele in olio bollente.
Tenetele da parte. In 4 contenitori da forno di piccole dimensioni mettete 2 fette di melanzane a croce. Al centro mettete un cucchiaio del composto di alici. Qualche pezzetto di fior di latte, e richiudete le 2 fette di melanzane fermandole con uno stuzzicadenti. Sopra mettete un pezzetto di fior di latte. A questo punto mettete i contenitori con le melanzane in forno a 180 gradi fino a quando il fior di latte non è fuso. Togliete dal forno. Guarnite con delle foglie di basilico e con i pomodorini tagliati a metà. E buon appetito!